Autorità, gentili ospiti, giovani imprenditrici e giovani imprenditori, benvenuti e bentornati a Cortina. È per me un onore e un privilegio essere qui di fronte a voi ad aprire il nostro 32esimo convegno dei giovani imprenditori del Nord-Est. Lo è ancora di più di fronte a una platea a cui io tengo così tanto come siete voi e assieme a dei relatori di così alto spessore. Chiedo la vostra attenzione per pochi minuti al fine di introdurre il tema che affronteremo oggi, che è quello della velocità. Proveremo insieme oggi a coglierne appieno la vera importanza. Il concetto di velocità influenza e influenzerà sempre di più il nostro modo di vivere e lavorare. Rappresenta una variabile imprescindibile e strategica per il futuro del nostro Paese e delle nostre aziende. Voglio cominciare raccontandovi una storia a mo' di metafora, ed è la storia di Alice e della Regina Rossa. Dunque Alice si trova nell'orto incantato e quasi senza rendersene conto si trova a correre, a fianco a lei c'è la Regina Rossa. Corre a più non posso, corre fino a quando il cuore non le sta per scoppiare e a quel punto improvvisamente si ferma e si rende conto che lei e la Regina Rossa non si sono mosse di un passo da dove erano quando hanno cominciato a correre. Al che guarda la Regina e le fa: ma com'è possibile? Abbiamo corso un sacco e non ci siamo mossi. E la Regina risponde: nel luogo in cui siamo, per stare fermi bisogna correre quanto più siamo capaci. Ah, dice Alice, e per andare da qualche parte cosa bisogna fare? Per andare da qualche parte, dice la Regina, bisogna correre almeno il doppio più forte di quanto abbiamo corso finora. E Alice a quel punto dice: ho capito, però da dove vengo io, se uno corre così forte va molto lontano. E la Regina risponde: evidentemente da dove vieni tu è un posto molto molto lento. Ho voluto cominciare con questo pezzettino preso da Attraverso lo specchio di Lewis Carroll, che altro non è che il sequel di Alice nel Paese delle Meraviglie, perché introduce un concetto che è quello del paradosso della Regina Rossa, ovvero del correre per restare fermi, che è usato in vari ambiti, dalla biologia all'economia, per spiegare come in un ambiente altamente competitivo diversi organismi o organizzazioni e quindi aziende competano per delle risorse limitate e si trovino a investire energie per trovarsi in realtà relativamente fermi rispetto ai loro avversari. Per cui, paradosso, scusatemi, allo stesso modo di quello che accade nella vostra vita lavorativa, nei mercati, nelle nostre aziende, in cui ci troviamo a competere con degli avversari formidabili per le stesse risorse. Vi chiederete voi: ma allora come facciamo a eccellere, a vincere? Come ci insegna la Regina Rossa, dovremmo essere in grado di correre almeno il doppio di quello che fanno gli altri. Allora, oggi parleremo di velocità, lo parleremo tramite dei relatori di primo ordine, parleremo di Formula 1, di trasferimento tecnologico, di strategie, di come dallo sport della velocità per eccellenza vengano prese delle innovazioni che sono trasferite direttamente nelle nostre aziende e nella vita quotidiana e come certe strategie che aiutano le scuderie a vincere le gare vengono poi applicate nella vita di tutti i giorni. Vi racconto un esempio che ho rubato a uno dei relatori che ci seguirà dopo, che paragona un pit stop di Formula 1 a un paziente che entri in codice rosso in ospedale. Se ci fate caso, tutti quelli che sono attorno a una barella che entra in emergenza sanno esattamente quello che devono fare. Sono perfettamente coordinati, nessuno intralcia l'altro, che è esattamente quello che succede durante un pit stop di Formula 1. Allo stesso modo, quella stessa barella è costantemente monitorata nei suoi movimenti all'interno dell'ospedale, che è la stessa cosa che avviene in qualsiasi gara di velocità con la telemetria. Parleremo poi di intelligenza artificiale, di lavori che nascono, che muoiono, che evolvono, di professioni che esistono da decine, se non centinaia di anni, che tra un po' non ci saranno più. A tal proposito vi racconto un'altra storia, la storia di due cavalli all'inizio del XX secolo. Dunque il primo cavallo fa il secondo: ehi, hai visto tutte queste macchine che trasportano le persone? Hai visto tutti questi muscoli meccanici che stanno facendo i compiti che prima facevamo noi? Non hai paura che prima o poi ci troveremo senza lavoro? L'altro ci pensa un secondo e gli risponde: ma tu ti ricordi com'era sfiancante tirare l'aratro sotto il sole cocente?
Rammenti com'era faticoso cavalcare attraverso la prateria, sotto il sole, col frustino, per portare un messaggio da una parte all'altra del paese. Ti ricordi com'era pericoloso andare in battaglia con il comandante che faceva roteare la sciabola sopra le nostre teste e i proiettili fischiavano vicino alle nostre orecchie? No, fidati di me, non solo stiamo meglio oggi, ma sono convinto che nuove tecnologie creeranno nuovi posti di lavoro per noi cavalli. Ecco, se io adesso chiedessi a voi quanti conoscono la legge dell'economia per cui nuove tecnologie creano nuovi posti di lavoro per i cavalli, probabilmente vi farei sorridere. Però se vado a sostituire uomini con cavalli la cosa non è più così divertente, immagino. Ed è esattamente quello che sta succedendo oggi in alcuni ambiti, che è sempre succeduto. Prima i muscoli meccanici sostituirono i muscoli umani e adesso cervelli elettronici vanno a coprire certe mansioni. Io sono consapevole che molti lavori andranno a morire e sono morti, ma mi chiedo quanti di voi conoscano qualcuno che si guadagna da vivere accendendo i lampioni alla sera a gas, all'imbrunire, o quanti di voi abbiano nella loro cerca di amici qualcuno che va a minare il ghiaccio in grotta per poi venderlo a valle? Non credo nessuno. O penso che nessuno di voi conosca neanche qualcuno che fa il centralinista però spostando un connettore da una parte all'altra di un pannello. Sono lavori che sono evoluti, che si sono specializzati, e tutto questo è successo senza creare grandi sconvolgimenti nella somma totale dei lavori e dell'economia. Dobbiamo solo chiederci se siamo pronti a questo cambiamento o se ci troveremo come un cavallo che non è più in grado di pagarsi la biada, o come una novella Alice che si troverà a correre per rimanere ferma dov'è. Parleremo poi di infrastrutture. Io quando sento parlare delle analisi costi-benefici penso ritardo. E quando penso ritardo penso debito, e quando penso debito penso che è sulle mie spalle, sulle vostre spalle e sulle spalle delle generazioni che verranno, che si troveranno a correre 2 volte più veloci non per vincere, ma per raggiungere il livello che hanno adesso i nostri amici europei, che continuano a credere e investire nelle grandi opere che sono fondamentali non per il nostro paese ma per il nostro continente. Un'altra situazione paradossale per spiegarvi come vedo io i ritardi che stiamo accumulando. Immaginate un paziente, non voglio parlare solo di ospedali oggi, però un paziente che stia subendo un'operazione a cuore aperto. Mentre l'operazione si svolge, cambia la direzione ospedaliera. La direzione entra in sala operatoria e vede toraci aperti, garze, bisturi, sangue e dice: fermi tutti, fermate questo scempio, rimettete tutto come era prima. O ancor peggio potrebbe dire: signori chirurghi, andate a bervi un caffè, mentre noi facciamo un'analisi dei costi e dei benefici del fatto che sia il caso di andare avanti e tornare indietro con questa operazione. Mi raccomando, non toccate niente nel frattempo. Ecco, noi sappiamo bene che per sopravvivere quel paziente ha bisogno che l'operazione venga conclusa, e non serve che vi dica che quel paziente è il nostro paese. Abbiamo bisogno di chirurghi competenti, con dei curriculum vitae che siano degni delle posizioni che occupano. E mi vengono in mente i Boeri, i Battistoni, i Giuseppe Bono, perché volevano toglierci Bono da Fincantieri, fortuna che ci siamo incatenati fuori dalla fabbrica e ce l'hanno lasciato. Sono persone che sono colpevoli, ma forse no, di avere un pensiero che non è allineato a quello di chi ci sta governando in questo momento. E lo diceva anche Voltaire, che è pericoloso avere ragione quando chi governa ha torto. Quindi la mia solidarietà, ma spero anche la vostra, va a tutti loro in questo momento. Parleremo infine di stili di vita, di abitudini, di come sia facile abituarsi alle novità che la tecnologia ci propone e come sia ancora più semplice dimenticarci come era prima. Paragoni sull'Apollo 11 che andò sulla Luna ne abbiamo sentiti 1000. Adesso io vi dico che il processore che governa il motore di una Ford Fiesta 1000 è 10.000 volte più potente di quello che portò l'uomo sulla Luna. Lo sappiamo, però se paragoniamo l'Apollo 11 alle auto che entrano in commercio al giorno d'oggi, ci sembrerà niente più di una scatoletta di latta con dei fuochi d'artificio attaccati. Pensiamo a cosa fanno le auto di oggi, che riescono a gestire in totale autonomia quella follia quotidiana che noi chiamiamo traffico cittadino. Però se non ci trovano al parcheggio o non prevedono un incontro o un ingorgo, siamo pronti a dire: guarda questo rottame, già abituati dal fatto che avevamo questa tecnologia da poche settimane prima
neanche esisteva. Allora, oggi affronteremo tutti questi argomenti con dei numeri uno nel loro settore che ci aiuteranno ad analizzare il tema della velocità da varie angolazioni per comprenderne la vera importanza e per essere sicuri di non presentarci sulla via che ci conduce al futuro in maniera lenta, ma essere capaci di percorrerla velocemente e non essere dimenticati dalla civiltà e dalla storia. E vi lascio solo con un'ultima riflessione, una domanda, riprendendo la nostra Alice all'inizio del discorso, e ascoltatemi bene mentre la faccio. Siamo disponibili a vivere in un paese che si sta autocondannando alla lentezza? Grazie a tutti. Grazie Eugenio Calearo, benvenuti. Grazie per avermi invitata, giovani imprenditori Confindustria del Nord-Est. Grazie perché ogni mattina leggo i giornali e leggo quali sono i vostri problemi, voi che siete tra i motori di questo Paese e voi che siete abituati ogni giorno a pensare anche a come tutelare il vostro lavoro e il lavoro che date alle persone che lavorano insieme a voi. Allora, Need for Speed. Il futuro non attende. Quando mi avete invitata ho pensato alla differenza che c'è tra la velocità e l'accelerazione, cioè a quanto possiamo incidere, perché c'è una bella differenza, perché qui bisogna capire se si sta andando da qualche parte, al di là di quella che è la direzione, o se siamo fermi, o se invece dobbiamo aumentare il ritmo. In tutto questo mi piace pensare che tra non tanto tempo rifletteremo su questo pomeriggio che trascorriamo insieme a Cortina, pensando a quel pomeriggio in cui qualcuno di voi ha cambiato idea, qualcuno di voi è riuscito a guardare le cose da un altro punto di vista, perché su questo palco tra poco saliranno persone, e questa è una telefonata mi pare di capire, Skype, saliranno persone che insomma si occupano di altre cose ma che contribuiscono allo sviluppo di questo Paese, o che forse non cambierete idea e quindi oserete. Nella patria dello sport, tra poco, perché la regina delle Dolomiti nel 2021 diventa capitale dello sport, avremo oltre 70 nazioni qui e dunque lo sport è un tema che un po' ci collega al business e non solo, allo sviluppo, dico io. E ci sono delle lezioni che si possono imparare, lo faremo con Paolo Versa quando parlerà di Formula 1. In tutto questo voglio citare Ross Brown, team principal Ferrari, cioè quella Ferrari che con Schumacher torna a vincere il titolo costruttori, colui che scrive un libro, Total Competition, e parla di quelle regole che forse sarebbe bello poter utilizzare non soltanto quando lavoriamo ma in generale nella vita, perché si parla di, sì, strategia, ma si parla di evitare i conflitti e lì c'è poco tempo per decidere quando si è su una pista. Conoscere se stessi, conoscere l'avversario, investire nel talento. E sul evitare i conflitti, l'avete sentita la chiamata, vorrei invitare, e lo ringrazio per essere con noi, so anche che voleva essere qui con noi, il Vice Ministro alle Infrastrutture, Edoardo Rixi, che è collegato dalla sede regionale della Liguria. C'è, vero? Mi confermate? Mi sposto. Apparirà, me lo sento. Eccoci qua. Si sente così e così, però almeno c'è, visto che so che ci teneva molto a essere qua oggi, ma ci sono degli impegni in agenda inderogabili. Qualche ritardo, che adesso sistemiamo. Adesso non usiamo scuse perché dobbiamo parlare di TAV, quindi facciamo che mi sente benissimo.
TAV è arrivato, il resto no. Detto ciò, adesso sistemiamo un po' il problema audio che abbiamo. Comunque sono state ore complicate queste a proposito di TAV. Mentre sistemiamo il collegamento, c'è stata un'accusa da parte di Emmanuel Macron nelle ultime ore dove dice non ho tempo da perdere. Adesso riusciremo a risolvere questo problema che un po' riassume in effetti quello che sta succedendo. Io farei così, rimarrei collegata con il Vice Ministro alle Infrastrutture, ma magari anche al telefono, così lo vediamo e riusciamo a parlare, non so se in viva voce. Riusciamo a sistemare questo piccolo problema, anche perché è importante, dicevo, è stata una notte non da poco per la questione TAV. Tra l'altro deve anche andare, quindi... Va bene, mentre sistemiamo il problema, e qui siamo già a una specie di pit stop, diciamo così, dicevo, sono state ore importanti queste per la TAV, come sapete, anche perché c'è stata l'ennesima botta e risposta Italia-Francia, e in questo caso Macron dice sono problemi dell'Italia e io ho altre cose da fare. Dall'altra parte l'Italia risponde con il Presidente del Consiglio dicendo che è stato trovato un accordo e che anzi non c'è nessun problema, che Macron avrebbe parlato così perché non voleva intromettersi nel conflitto che c'è all'interno della maggioranza. Ecco perché citavo i conflitti di Brown, anche perché il conflitto TAV in questo caso non è un conflitto da poco. Mentre tentiamo di ripristinare il collegamento, quindi per riuscire ad affrontare la questione TAV, cara agli imprenditori di Confindustria e non soltanto, direi che possiamo anticipare l'intervento del Presidente Confindustria Veneto. Vediamo se alza la mano qualcuno. Sì, possiamo farlo. Possiamo farlo. Di TAV ne parliamo tra pochissimo. Però siccome il tema è la velocità, tra l'altro a proposito di TAV sarebbe una cosa come Milano-Parigi in 4 ore. La velocità del cambiamento, di dove stiamo andando, dell'accelerazione, come dicevo. Parlando con il Presidente Confindustria Veneto, mi dice, prima di salire sul palco, noi dovremmo pensare alla velocità degli anni '80, alla velocità di quando eravamo veramente una grande eccellenza nel mondo. Ha senso guardare indietro per pensare al futuro? O forse dovremmo guardare più avanti ancora? Sì, prima di rispondere a questa domanda, che insomma l'abbiamo evidentemente concordata, vorrei fare un ringraziamento, un complimento a Eugenio Calearo, un saluto ad Alessio Rossi, vorrei fare un applauso. Vorrei fare un applauso a voi giovani e ricordarvi che innanzitutto non siete poi così giovani per essere imprenditori. No, non è una battuta, cioè, quando si va all'estero, e poi ci ricolleghiamo anche alla domanda sua Francesca, quando si va all'estero voi siete ormai delle figure vecchie. Vorrei fare un momento di riflessione sul fatto che dove ci stiamo trovando oggi, in un territorio che è appena stato colpito da un forte maltempo, e visto che parliamo di velocità, abbiamo visto quanto in fretta il territorio
come oggi, per rispondere alla sua domanda, Francesca, noi abbiamo una grossissima fortuna, ossia quella di aver avuto i nostri antenati, o comunque i nostri genitori, o comunque chi ci ha preceduto, che sono riusciti a costruire un patrimonio tangibile ed intangibile che non ha eguali, che possiamo tranquillamente chiamare Made in Italy. Quando noi andiamo all'estero, ancora oggi, ci proponiamo con dei prodotti che costano più degli altri. Non costano come prezzo quello che facciamo noi sul mercato, ma costano a noi, per poterli produrre, più di quanto costano ai nostri competitors. E allora per fortuna c'è questo Made in Italy che è quel gap, chiamiamolo, quella differenza che ci consente di andare a vendere il nostro prodotto con un prezzo più alto. Però che cosa sta succedendo? Se noi chiamiamo il Made in Italy il nostro vantaggio competitivo, lo possiamo anche chiamare quanto siamo avanti rispetto agli altri. E se, tornando alla tua domanda, alla sua domanda, quando io sono avanti, naturalmente perché sono stato più veloce in passato, ma oggi qual è la nostra velocità? E qual è la velocità degli altri? Perché se noi andiamo in giro, e tanti di voi vanno in giro oltre confine, si rendono conto di quanto velocemente i nostri competitor stanno avanzando. Ma perché sono veloci? Sono veloci soprattutto perché non hanno le zavorre che abbiamo noi. E noi in Italia abbiamo tante zavorre, lo sapete perfettamente. E di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del cuneo fiscale, stiamo parlando della burocrazia, stiamo parlando di tanti costi, senza nominarli tutti, che conoscete tutti, che fanno sì che noi quando ci presentiamo sul mercato abbiamo una differenza di costo rispetto ai nostri competitor che è più alta della differenza di prezzo, per cui matematicamente, soprattutto sulle commodity, non saremo mai competitivi. Ma allora di che cosa abbiamo bisogno per tornare competitivi? Questo è naturalmente un messaggio che come Veneto noi diamo a tutta l'Italia, ma è quello che vedete portato avanti e battagliato da parte di tutti i presidenti nazionali di Confindustria e non solo, da tutte le categorie. Noi abbiamo bisogno che ci sia un governo che sia al nostro fianco, non un governo che spesso e volentieri cerca di farci la guerra o ci addita con dei soprannomi. Noi abbiamo bisogno di un governo che riesce a mettere al centro, come dicevamo prima, l'imprenditore, ma non solo l'imprenditore, l'impresa, perché quando noi facciamo impresa, siamo imprenditori, noi chiediamo che venga tutelata non tanto la nostra figura, ma la figura dell'impresa, quindi imprenditori, dipendenti, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi chiediamo a questo governo che rilanci l'economia non tanto con manovre di assistenzialismo, non tanto con manovre che aiutino le persone come viene fatto oggi con dei redditi di cittadinanza, ma chiediamo piuttosto che venga data priorità ad altro tipo di manovre, che sono quelle che hanno un moltiplicatore economico, che fanno sì che, messo il lavoro e l'impresa, ripeto non l'imprenditore, ma il lavoro e l'impresa al centro, fa sì che l'economia si rilanci. Quali sono questi tipi di manovre? Abbiamo visto 4.0. 4.0 è stato l'esempio di una manovra diretta, che direttamente incideva nei nostri conti economici, che ci ha incentivato a fare sviluppo, innovazione, investimenti, ha creato indotto, ha creato occupazione. Queste sono il tipo di cose di cui noi abbiamo bisogno, però non solo. Abbiamo bisogno anche e soprattutto di investimenti. E qua mi sembra che si stia andando al contrario, l'ha detto Eugenio prima, credo che lo dirà anche Alessio dopo. Gli investimenti sono una delle poche cose che, quando c'è un'economia che è già da 2 trimestri in recessione, quindi siamo in recessione tecnica, sembra che ci sia qualcosina che fa riprendere, ma di quanto? Di 1,7, di 1,8 in un mese? Noi dovremmo essere a un +2, +3, +4 costante per riuscire a riprendere quella velocità che non ci fa sorpassare dagli altri. Allora sì, gli investimenti non devono essere combattuti, ma devono essere agevolati e bisogna in tutti i modi riuscire a portare a casa questi investimenti. Parlo dello sblocca cantieri. Lo sblocca cantieri induce nell'economia 26 miliardi di euro. Vi sembrano pochi? Bene, io credo che bisogna chiedere ad alta voce a questo governo che dia un'altra priorità, adesso che sono state fatte le cose che erano state promesse in campagna elettorale, dia un'altra priorità alle varie manovre. Ricordiamoci
che la salvaguardia rischia di farci pagare 40 miliardi da qui a un anno, massimo 2 anni. Cosa ci sarà? Ci sarà una patrimoniale? Dov'è che andranno a prendere questi soldi? E qui mi leggo all'ultimo grosso macro tema che abbiamo oggi, è partita dal Veneto, dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, è stata additata, è stata combattuta, però lasciamo stare i meriti di colore di questa manovra o comunque di questa proposta. Quando parliamo di autonomia, l'autonomia non è altro, e qui rispondo anche e mi associo al pensiero di Alessio, che so che non è quello che è uscito sui giornali, dopo ne parlerà magari lui. L'autonomia è una delle poche occasioni che abbiamo per verificare, non al nord o al sud, non a destra o a sinistra, ma chi è avanti e chi è indietro, quanto si spende per ogni servizio che viene fatto a livello pubblico. Forse è l'unica vera via per una spending review seria. Alcuni di voi imprenditori pagano 80% di tasse. Vuol dire che io vado a lavorare 10 ore, e qualcuno di voi lavora molto più di 10 ore al giorno. Comunque se fossero 10 ore, 8 ore le lavoro per qualcun altro, 2 le lavoro per me. Cioè, vogliamo continuare così? Posso interromperla solo un attimo? Certo. Così proviamo a ripristinare il collegamento con il vicepresidente. No, non la faccio scendere dal palco, la faccio rimanere qua con me. Proviamo a chiamarlo insieme perché non è detto. Il viceministro delle infrastrutture, Edoardo Rixi. Sento forte e chiaro. Eccoci qua. Buonasera. Quindi, insomma, per tornare prima sul tema della TAV e delle infrastrutture, ho iniziato prima a parlare di conflitti su una delle regole base della Formula 1, evitare i conflitti. Come fate in questo momento all'interno della maggioranza a evitare dei conflitti? E parlo di TAV. Ma io credo che le sintesi devono essere fatte in interesse dello Stato e dello sviluppo economico. Io sentivo l'intervento di adesso e condivido in pieno il fatto che in questo momento per rilanciare l'economia ci vuole anche un forte impulso soprattutto sugli investimenti infrastrutturali. Chiaramente, ad esempio, anche gli investimenti sull'alta velocità e sul corridoio 5 in particolare, quindi sulla TAV, ma anche sulla parte diciamo orientale, sulla Brescia, Verona, Vicenza, Padova, fondamentali per tornare a far partire la macchina degli investimenti nel nord del paese. Ecco, oltre a capire se ci sarà, la posizione della Lega è molto chiara rispetto a quella del Movimento 5 Stelle, si va avanti. Può rispondermi alla frase del Presidente Confindustria Veneto quando dice abbiamo un governo che insomma non è vicino a noi, per riassumere, in questo momento? Ma questo non credo, nel senso che credo innanzitutto il governo deve essere vicino a tutte le campagine economiche, anche a Confindustria e imprese che rappresentano la spina dorsale del paese, l'economia del paese, e che devono trovare un sostegno da parte della politica economica del governo. Devo anche dire che in questo paese siamo arrivati ad esempio a livello infrastrutturale ad aver accumulato più di 100 miliardi di euro all'interno del bilancio pubblico senza riuscire a spendere. In realtà le risorse ci sono, le regole che ci sono sul passato non hanno contribuito a rendere più semplice la vita dell'impresa, per cui quello che si parlava prima dello sblocca cantieri dovrebbe secondo noi essere un elemento invece che dà proprio impulso finalmente a poter introdurre liquidità nel sistema delle imprese, in particolare che è uno dei segmenti che più soffrono in questo momento. Facciamo una specie di gioco perché vedo che la sta guardando il Presidente di Confindustria Veneto. Una domanda ce l'ha per il Vice Ministro? Intanto al saluto Vice Ministro. È chiaro che quando mi riferisco a un governo che non ci aiuta, vedo che c'è una volontà di una parte del governo che è quella di bloccare, ormai insomma non dico niente di nuovo, è la volontà di un'altra parte del governo che cerca invece di spingere. La mia domanda sicuramente è, almeno dopo le europee, riusciremo a sbloccarli tutti questi cantieri? Io mi auguro di farlo prima delle europee. Ho ancora oggi lasciato alcune dichiarazioni, ma io sono dell'idea, ne parlavo anche l'altro giorno a Palazzo Chigi,
che nello sblocca cantieri deve entrare alcuni punti qualificanti che devono andare a sbloccare tutti i cantieri che oggi ANAS, Ferrovie bloccati sul territorio nazionale, non per volontà politiche, ma per inefficienza della macchina pubblica italiana. Ecco, sottosegretario, no, viceministro, una cosa è certa, che Confindustria, penso di poterlo dire anche a nome del nostro presidente Alessio Rossi, che è qua, è una rappresentanza che si mette al vostro fianco nei contenuti di quello che viene portato avanti. Per cui a nome di tutta Confindustria, questo lo sappiamo, noi siamo al vostro fianco per aiutarvi a decidere in senso positivo di proseguire con questi cantieri. Quando noi facciamo queste osservazioni non sono osservazioni di critica negativa, ma sono osservazioni di critica costruttiva, perché le assicuro che noi abbiamo assolutamente bisogno che questi cantieri vengano portati avanti, perché abbiamo bisogno, soprattutto alle soglie di una potenziale crisi economica. Non sapremo se ci sarà e se sarà come quella del 2008, ma abbiamo bisogno che tutte le manovre e tutte le attività che possono essere messe in piedi per evitarla o per compensarla vengano messe in piedi oggi, non abbiamo più tempo per aspettare. Quindi siamo a vostra disposizione per aiutarvi ad andare avanti. Ma io vi ringrazio e credo che l'unico modo per che l'Italia torni a correre sia quella proprio che ci sia una condivisione degli obiettivi tra il pubblico e il privato e riuscire a introdurre liquidità nel sistema delle imprese. Stiamo cercando anche di rivedere il problema del cuneo fiscale e anche capire se in questo momento, nonostante le difficoltà che prima venivano illustrate, anche gli impegni al nostro governo a livello di bilancio rispetto alla Comunità Europea, di trovare anche il modo di andare a rivedere le aliquote IRPEF che a mio avviso possono rappresentare anche un'evoluzione positiva, così come ovviamente in senso positivo per le imprese, vorrei specificarlo, e dal punto di vista della ristrutturazione anche del sistema di spesa da parte dello Stato, crediamo fortemente, almeno da parte nostra, che il processo di autonomia possa consentire a razionalizzare finalmente la spesa pubblica. Come sapete, noi abbiamo le regioni che spendono di più, hanno servizi qualitativamente inferiori e questo non è accettabile in un paese civile. Quindi bisogna rimettere in mano i meccanismi di spesa, ma bisogna semplificare le regole. Ci sono troppi controlli che impediscono ai cantieri di poter andare avanti e alle imprese di poter agire. Quindi su questo noi ci siamo. Chiaramente c'è un dibattito aperto all'interno del governo. Questo, diciamo che in Italia purtroppo non c'è stato un governo che non abbia mai avuto un dibattito in questi. Speriamo in questo dibattito di riuscire a convincere tutti che in questo momento proprio anche la congiuntura economica a livello europeo non particolarmente favorevole deve spingere un governo che vuole il bene e l'interesse del proprio paese a liberare l'energia delle imprese, perché sennò la ripresa fa fatica ad arrivare e fa fatica soprattutto a strutturarsi. Mi piace la questione dialogo. Ho un'ultima domanda perché so che deve andare, anche la questione... Ho solo una cosa da aggiungere. Naturalmente non è quello che la situazione che state gestendo oggi si è creata nel tempo, però vi vorrei dare un numero di riferimento sul quale riflettere, che oggi nel momento in cui noi parliamo di competitività rispetto ai nostri competitor, quando parliamo di commodity o simili commodity noi perdiamo delle commesse per 2, 3, 4% di differenza prezzo. Che se noi facciamo un'analisi, per esempio ero l'altro giorno con l'ambasciatore tedesco che confermava che loro pagano il 35% di tasse, noi come imprenditori le tasse le paghiamo anche all'80% in alcuni casi come cuneo fiscale, ma sicuramente sopra il 50%, per cui anche al minimo tra questo 35% e questo 50% abbiamo un 15% di differenza. La strada è lunga perché è una cosa che si è accumulata nel tempo, ha una certa inerzia, sicuramente non è un mandato di governo che riesce a scalfire la superficie
superficie, però se come minimo non si inizia in modo importante, difficilmente si fa un passo in avanti. Io credo, insomma, non è necessario spiegarlo a lei perché lo sa meglio di noi, lo sapete meglio di noi, che nel momento in cui i nostri costi diventano migliori rispetto ai costi dei nostri competitor, ci mettiamo sopra il Made in Italy, la nostra economia non è che parte, non c'è crisi che tenga, per cui il nostro auspicio è che si riesca ad avviare un processo serio e probabilmente l'autonomia come la vediamo noi è uno di quegli strumenti che possono far luce, come dicevo prima, non dal nord al sud, non a destra, a sinistra, ma prevedere chi più avanti, chi più indietro nella spesa pubblica, che sia uno strumento di spendere più importante. Dovrei contare, Vice Ministro, quante volte ha detto autonomia su questo palco il Presidente di Confindustria Veneto. Infatti mi dispiace molto non essere lì con voi, oltretutto insomma in uno scenario a me particolarmente caro e spero che con le Olimpiadi riesca a essere anche valorizzato ulteriormente. Credo però che effettivamente questo Paese si deve interrogare perché ha dei margini di crescita importanti. Io credo che ci siano molti settori in cui si possano recuperare importanti competitività se la macchina pubblica e lo Stato riesce finalmente a mettere in discussione alcuni principi che negli ultimi 20 anni hanno massacrato sostanzialmente il mondo delle imprese. E non solo il mondo delle imprese. Il tema oggi che noi dobbiamo affrontare è capire che liberare risorse, iniettare liquidità in un momento di crisi non aumenta il debito pubblico ma libera energia. Ecco, se riusciamo a far passare questo messaggio e quindi utilizzare in maniera intelligente i soldi che sono già oggi disponibili invece di tenerli nelle casse dello Stato, darli in mano all'impresa, questo ci consente probabilmente di mettere già in circolo i primi 6 mesi dell'anno oltre 10 miliardi di euro in opere, probabilmente di arrivare a livelli molto elevati a fine anno e quindi di contrastare anche questa tendenza che ha ormai l'Unione Europea a avere tassi di crescita molto bassi. È una scommessa che stiamo cercando di portare avanti, ovviamente con una certa dialettica, ammetto, a livello governativo, ma crediamo di avere le capacità di poterla portare avanti e pensiamo che il nostro Paese debba guardare al futuro, soprattutto tornare a essere competitivo su tutti i mercati e guardare anche i nuovi mercati. E purtroppo il nostro export è molto forte in alcuni mercati maturi, deve riuscire a trovare anche nuovi mercati. Ma per nuovi mercati cosa intende? Ad esempio noi abbiamo l'export molto girato sull'Unione Europea, il 67% del portafoglio. È chiaro che è difficile su mercati ormai consolidati prendere grandissime nuove quote. Nei prossimi anni uno dei continenti che si attende una maggiore crescita è sicuramente il continente africano e poi la parte dell'est Europa. Secondo me è una grande scommessa e soprattutto sull'est Europa l'est può avere un ruolo assolutamente importante. Ci vogliono relazioni internazionali forti, alcune le stiamo lasciando anche ad esempio dal porto di Trieste con accordi sia con l'Austria che con l'Ungheria. Credo che ci sia moltissimo da fare, però nel frattempo dobbiamo rinforzare la nostra industria nazionale e le nostre imprese che hanno sofferto e continuano a soffrire troppo. Non c'è troppa fiducia nei confronti della Cina? No, io credo che sia, come posso dire, non fiducia, ma una razionalità. Il fatto che purtroppo noi abbiamo un mondo che sta cambiando rapidamente, dobbiamo chiuderci, ma dobbiamo pretendere che il nostro Paese faccia rispettare le cose che l'Unione Europea lo faccia. Quindi il traffico della Cina oggi abbiamo ad esempio, non esiste foglio ferroviario in Cina che non passa dalla Germania. 13 paesi dell'Unione hanno sottoscritto accordi a volte non trasparentissimi. Credo che mettere regole da subito sarebbe stato meglio magari metterle 5-6 anni fa, quando si è aperto il 5 in questo paese a vendita di industria nazionale. Oggi con un po' di ritardo si cerca di mettere un po' di ordine tra relazioni commerciali che ci devono essere, perché il paese se no Mediterraneo non riesce a essere
una base logistica importante per il continente europeo, deve pretendere che ci siano delle regole, quindi anche a chiedere un domani l'Europa che anche in Cina si possa andare magari europei a vendere la nostra tecnologia e non solo in senso inverso. Un po' di rispetto reciproco è quello che bisogna iniziare a intavolare, quindi bisogna parlarsi, incontrarsi, condividere dei percorsi. Sicuramente i cinesi non sono Babbo Natale, vengono qua per guadagnare, non per fare bene, dobbiamo essere in grado per di portare a casa per il nostro territorio. Grazie. Le ricordiamo, ma non è necessario che lo facciamo, che noi abbiamo bisogno di essere messi alla stregua degli altri come capacità competitiva per poter competere ad armi pari. Siamo sicuri che voi vi mettete al nostro fianco e noi al vostro fianco per riuscire a raggiungere questo obiettivo, ma noi siamo solo contenti di poter aumentare il nostro business e anche assumere persone per poter aumentare l'occupazione. Grazie per quello che fate. Grazie a voi e auguro veramente questa giornata che possa costituire un momento anche di elaborazione di idee che magari poi potremo andare a discutere in futuro, e vi auguro una buona giornata e vi invidio un po' perché insomma credo che siete uno dei posti più belli al mondo e quindi da questo punto di vista devo dire che il nostro paese è fantastico e sta a noi riuscirlo a rivalorizzare per quanto merita. Ringrazio il Vice Ministro delle Infrastrutture Edoardo Rixi per essere stato con noi. Grazie. Beh, abbiamo fatto questo esperimento. Grazie, un applauso. Qualche problema, però alla fine poi l'esperimento è riuscito. Mi sta quasi diventando con la video, un presentatore. Siamo riusciti a fare un bel dialogo. Comunque, io credo che tutti i contenuti che dovevo dare al mio contributo sono stati detti e abbiamo approfittato anche di questo collegamento per farlo. Il messaggio forte è che stiamo rimanendo indietro, Alice non ha tutti i torti, per cui dobbiamo cominciare a remare di nostro perché c'è un'inerzia importante in un sistema che ci metterebbe molto tempo a riprendere. Abbiamo la fortuna che qualcuno ha investito per noi prima, ha creato questo Made in Italy che ci aiuta ad avere comunque un vantaggio competitivo sugli altri, però sarà anche nostra responsabilità remare più forte, correre più forte e renderci conto che oggi, se non si corre veramente, ci raggiungono, ci sorpassano, qualcuno ci ha già sorpassato e rischiamo di rimanere ultimi. Grazie. Grazie Matteo Gioppas, Presidente Confindustria Veneto. Adesso dobbiamo un po' accelerare, perché insomma siamo un po' in ritardo. Allora io vi presento una persona che adesso ci parlerà di Formula 1, di lezioni. Intanto vi dico la sua carica. Professore associato di strategia, direttore MBA, Cass Business School, City University of London. In realtà ha dei grandi rapporti con l'Italia. Chiamo sul palco Paolo Aversa. Prego, un applauso. Allora, Paolo vince più di un premio. Uno di questi si chiama Talent Young Italian Award, cioè è un premio che nel Regno Unito danno a chi per merito lo merita, così mi ripeto, a chi però continua a lavorare nel proprio paese a renderlo un paese migliore. Ed è incredibile perché gli ho detto, beh, complimenti per il premio, e lui risponde, quale dei due? Perché nel senso, ne vinci tanti, e ti do del tu. Certo, ci mancherebbe. Però allo stesso tempo mi piace il messaggio del, sì, sono un grande nel Regno Unito, sì, lo sei Paolo, lo sei un'eccellenza del nostro paese, però ci tieni a dire che nel nostro paese continui a contribuire senza andartene veramente, cioè la storia del cervello in fuga può essere sfatata. Sì, io non credo sostanzialmente più di tanto alla storia dei cervelli in fuga. Io sono grato al mio paese per le opportunità che mi ha dato. Sono di questo territorio, del Vicentino, e ho studiato in scuole d'eccellenza, ho avuto il modo di confrontarmi con i migliori studenti americani e inglesi e non mi sono mai sentito in difetto. La formazione che mi è stata data in Italia è sempre stata più che adeguata
e io mi sento in dovere di ridare indietro qualcosa al mio paese, quindi quando ho l'opportunità, per esempio, di essere in posti così belli e circondato da persone così importanti, vengo sempre con piacere. E secondo me si può vedere, diciamo, l'idea di andare all'estero come la possibilità di avere delle risorse per dare di più, per portare un po' delle loro risorse qui da noi, visto che sì, c'è tanto discorso sull'estero che ci prende le nostre risorse, aiutare chi tra tante persone qui in aula stanno facendo, scusate, ho detto aula, abitudine, qua in sala, fanno questo paese un grande paese. Paola Versa. Buonasera, è stato veramente una bella sorpresa, è stata una bella sorpresa, è un grande piacere essere qui e vorrei iniziare ringraziando appunto i comitati regionali dei giovani imprenditori di Confindustria e in particolar modo il presidente Calearo per questo fantastico invito. È sempre per me una fantastica occasione tornare nel mio paese. Vorrei oggi parlarvi di strategia. Mi servirebbe la prima slide. Allora, io sono, dicevo, un professore di strategia che lavora sugli aspetti della Formula 1. E quindi, siccome non c'è un Q&A alla fine di questa sessione, parto subito cercando di anticipare una domanda che in genere mi fanno. Dicono, ma come mai tra tutte le possibili industrie che esistono al mondo, tu sei finito a studiare un settore industriale come la Formula 1 invece di studiare un settore serio come i trasporti, l'automotive, il farmaceutico, altre tecnologie. E il tutto comincia con questa storia, con questa immagine qui. Questo sono io, il mio secondo compleanno a Costa Bissara, un periodo in cui avevo ancora i capelli, quindi un po' di anni fa. E praticamente in questa occasione mio padre, che è un ingegnere, non un ingegnere di Formula 1, mi regalò una piccola Ferrari a pedali ed è stata l'unica Ferrari che ho avuto da quel momento perché poi ho scelto la via accademica, quindi non si diventa ricchi facendo i professori, però sono cresciuto con la passione per la Formula 1, per le gare. E mio papà è probabilmente come uno dei vostri papà che va svegliato la mattina alle 2 di mattina per vedere le gare con la scusa di un gelato e ovviamente si cresce e si comincia a discutere col papà. Non si trova mai un accordo, quando magari vince una squadra che apparentemente non ha la migliore auto, magari non ha le migliori risorse, la spiegazione che mio padre mi dava diceva, vabbè, hanno avuto fortuna. E io dicevo, ma no, secondo me non hanno avuto fortuna, cioè la fortuna ci vuole, è importante, ma esistono anche altre cose. Però non riuscivo a dargli una risposta, quindi sono rimasto con l'idea che volevo avere una risposta più chiara e vincere questa sfida con mio padre. Negli anni ho cercato di stare vicino al mondo del motorsport, con mediocri capacità di pilota nella Formula SAE. Sono stato tra i fondatori del team di Formula Student dell'Università di Padova, dove sono rimasto come direttore di business per 4 anni e alla fine del quale abbiamo vinto a Hockenheim di fronte a 78 università mondiali. È stata la prima volta nella storia che una università italiana arriva in finale, è la prima volta che vinceva. Quindi ho immediatamente mollato la squadra, perché bisogna sempre mollare quando si è al top, in modo che la gente poi si ricordi le cose buone, e ho deciso di lavorare con alcune aziende, poi entrare a un certo punto nel mondo dell'università, dove appunto ho utilizzato la mia passione per sviluppare una serie di teorie manageriali, di strategia e per certi versi di economia d'impresa che mi hanno portato alla fine di questi percorsi nel finire per collaborare con alcune squadre di Formula 1 con le quali tuttora lavoro, sebbene formalmente il mio cuore batta per squadre italiane, per le quali sono ovviamente io tifo sempre squadre italiane e piloti italiani quando ce li abbiamo, però devo dire ho lavorato più con le squadre in Inghilterra che con le squadre in Italia. Infatti se vedete un po' i colori di queste divise capite più o meno di che squadre sto parlando. Una cosa che mi ha sempre interessato nel mio progetto di ricerca è proprio quest'idea, cioè c'è una grande attenzione verso l'innovazione nella letteratura di management, però effettivamente al di là di osannare l'innovazione ci sono dei casi in cui non è il più grande innovatore oppure quello che è più
pionieristico nell'abbracciare una nuova innovazione che vince. E il perché questa cosa non mi è chiara. Un po' dei miei studi sono, puntano a questa domanda di ricerca, perché a volte le organizzazioni meno innovative vincono. Se volete leggere qualcosa relativamente recente, ho lasciato un'intervista per Harvard Business Review, è disponibile online anche sul sito della rivista, ma oggi vi vorrei parlare proprio dell'innovazione della Formula 1 e un po' appunto di perché la Formula 1 è un ambiente importante, e poi fare una riflessione specifica su un caso di una gara di Formula 1 che ci riguarda un po' da vicino, perché è un caso che riguarda la Ferrari. Allora, parliamo di Formula 1 come una sfida oltre la pista. Cioè, cosa fa la Formula 1 che non ha nulla a che vedere con le gare nei circuiti? Ne ha parlato il presidente Calero prima. La Formula 1 innanzitutto è un business, ai noi, quasi fallimentare, nel senso che è un business in cui le spese oggigiorno sono arrivate a vertici mai visti, quindi si parla di circa 500 milioni di investimento annuale per un top team, e i premi non arrivano più di 200-220 milioni. Quindi si parte che anche se uno dovesse vincere, comunque è in perdita netta. Quindi bisogna, tra virgolette, diversificare il business. Tra le varie cose, alcuni team, per esempio McLaren, lavora con gli ospedali e mette in piedi sistemi di telemetria applicati alle ambulanze, come spiegava il presidente, e non solo, appunto, questo meccanismo del pit stop, quindi del cambio alle gomme, è stato utilizzato in maniera sistematica. Questa è una pubblicazione scientifica da un giornale pediatrico, proprio per intervenire in maniera pronta e efficiente sui pazienti che arrivano al pronto soccorso, in particolare in Inghilterra. Un'altra cosa molto interessante, McLaren si è specializzata negli ultimi anni, sto facendo dei lavori con loro, proprio sull'analisi dei dati. E hanno annunciato di recente che in collaborazione con Deloitte diventeranno praticamente il data analytics di tutto lo scalo di Heathrow. Quindi tutto il traffico aereo dell'aeroporto più importante dell'Inghilterra, probabilmente uno dei più importanti del mondo, verrà gestito da una squadra di Formula 1. Un altro modo molto interessante di applicare la tecnologia è quella che è stato fatto con gli atleti olimpici, in particolare con le discipline olimpiche invernali. I britannici tradizionalmente non sono forti negli sport invernali, però recentemente hanno vinto varie medaglie olimpiche, in particolar modo slittino e bob. E questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione di alcune squadre di Formula 1, in particolare la McLaren. La McLaren è intervenuta in due modi. In primis ha utilizzato la galleria del vento, le tecnologie, per esempio il fibra di carbonio, per migliorare l'aerodinamica degli slittini e dei bob, e quindi renderli più veloci, ma soprattutto l'ha fatto in una maniera ancora più interessante, poiché uno dei grossi problemi per chi pratica questi tipi di sport è conoscere la pista, perché gli atleti si allenano ovviamente in maniera teorica su altre piste, poi studiano la pista, diciamo, sulla carta, arrivano per esempio a Sochi, dove sono stati svolti i giochi invernali, e hanno 2 o 3 prove per provare la pista, dopodiché si va e si corre, e quello è il tempo ufficiale, e da lì deriva il medagliere. Quello che ha fatto la McLaren, ha creato un simulatore che è praticamente come una specie di mega videogioco iperrealistico, simile a quello che usano in Formula 1, per far allenare i piloti, cioè i piloti di slittino e di bob, proprio sulla pista dei Giochi Olimpici. Così quando praticamente gli atleti arrivano, sono preparatissimi e hanno già un allenamento che è lungo vari mesi, e quindi fanno molto bene. Lizzie Arnold vinse l'oro a Sochi e lo rivinse anche nelle ultime edizioni. Il bob fece il 5º posto. Altre soluzioni molto interessanti sono quelle invece di Williams, che ha una divisione che si chiama Advanced Engineering, che lavora principalmente su aerodinamica e fibra di carbonio. Questa è una soluzione che sembra molto banale, ma in verità è molto interessante. Praticamente sono delle specie di lame, ovviamente che non tagliano, che vengono applicate, si chiamano aerofoils, vengono applicate sui frigoriferi che si trovano all'interno dei supermercati. Il livello di efficienza che aumenta su tutti i supermercati, e loro l'hanno applicata alla catena Sainsbury, che è una delle principali in Inghilterra, ha permesso a Sainsbury di risparmiare a livello energetico il CO2 della città di Manchester in un anno. E questo semplicemente applicando un device aerodinamico che non solo migliora l'efficienza, quindi è eco-friendly, ma soprattutto rende l'esperienza di acquisto molto più interessante, perché
i corridoi dove ci sono i frigoriferi non sono freddi, quindi le persone si fermano di più, comprano di più. Non solo, non ci sono le porte, e le porte sono degli elementi che all'interno delle catene di supermercato si rompono più facilmente. Un'altra cosa interessante, sempre Williams Advanced Engineering ha creato un cocoon, una specie di culla in fibra di carbonio che viene realizzata nella stessa autoclave dove vengono realizzati i pezzi della Formula 1 per trasportare bambini tramite appunto le ambulanze. E questa è ovviamente una struttura incredibilmente rigida, incredibilmente sicura, ma incredibilmente leggera da trasportare, e quindi anche con elicotteri, ambulanze di vario tipo è assolutamente una soluzione efficace per ogni tipo di evenienza. E questi sono un po' di esempi, insomma, diciamo, visto che si parlava di infrastrutture, una notizia molto recente è che posizioneranno dei sensori all'interno delle varie binari dei treni in Inghilterra, creati da squadre di Formula 1, per monitorare in maniera costante lo stato delle rotaie, quindi passare da interventi di manutenzione periodica a invece interventi mirati quando ce n'è effettivamente un bisogno. Questa è la Formula 1 fuori dalla pista, ed è secondo me incredibilmente interessante, specialmente perché in Italia abbiamo squadre di Formula 1, ovviamente Ferrari conosciuta, un po' meno conosciuta Toro Rosso a Faenza, una volta si chiamava Minardi, e soprattutto adesso c'è anche Alfa Romeo, che non è localizzata in Italia, però viene percepita a livello mondiale come un brand italiano, sebbene poi le facilities sono quelle di Sauber in Svizzera. Però immagino che voi ci sia magari qualche appassionato di Formula 1, quindi secondo me è importante parlare anche un po' della Formula 1 dentro la pista, così vediamo un po' di cose un po' più interessanti per gli appassionati. Mi piace sempre citare questa frase di due colleghi di Harvard, la professoressa Francesca Gino e Gary Pisano, che dicono: le corse potrebbero sembrare distanti dal mondo del business, in verità rappresentano un campo perfetto per la ricerca. Perché un campo perfetto? Perché c'è una misura di performance chiarissima, inequivocabile, che è la misura di performance della gara. Ci sono delle regole, tutti quanti devono essere il giorno della gara e non si aspetta nessuno, semaforo verde e si va, non ci sono scusanti, e soprattutto tutti quanti vogliono arrivare davanti agli altri, e questo è ovviamente molto più semplice da assumere come diciamo goal collettivo rispetto magari al mondo di impresa più tradizionale, dove le imprese potrebbero avere invece diversi obiettivi, per esempio la profittabilità versus la quota di mercato. La storia che vi racconto di questo gentleman che è appena andato in pensione, almeno dalla Formula 1, parliamo di Fernando Alonso, campione del mondo, purtroppo non con Ferrari. Doveva essere la promessa che avrebbe riportato, diciamo, il mondiale a Maranello. Sappiamo, purtroppo non lo vinse, andò in McLaren, andò ancora peggio, quindi poi diciamo, decise di lasciare la Formula 1. Proprio questo è il primo anno in cui Alonso non gareggia. E parliamo in particolare della stagione dell'anno 2010. Allora, l'anno 2010 siamo alla penultima gara del mondiale. Alla penultima gara del mondiale Alonso domina la classifica piloti con 246 punti, e seguito da Mark Webber su Red Bull con 238, Sebastian Vettel, un giovanissimo Sebastian Vettel, con 231. Fondamentalmente, ovviamente, Alonso vuole vincere il mondiale, ha una macchina incredibilmente competitiva, è stato avanti quasi tutto il mondiale. Lui è un pilota molto competente, molto anche aggressivo nella guida, quindi cerca il sorpasso, cerca anche lo scontro, quindi diciamo Ferrari è la favorita all'ultima gara. L'ultima gara del Mondiale 2010 si tiene ad Abu Dhabi, circuito di Yas Marina, ed è il primo anno in assoluto in cui si gareggia in questo circuito, quindi i piloti e anche le squadre sono relativamente ignare di come si comporterà il circuito. È un bellissimo circuito, moderno, con tutte le facilities. Per vincere, Alonso all'ultima gara deve arrivare davanti a Webber, sistematicamente. Se Webber vince, Alonso deve finire secondo. Se Vettel invece vince, deve finire quarto. Questo diciamo, sono le direttive per portarsi a casa il mondiale, anche magari non vincendo
la gara. Appunto, diciamo, siamo a Yas Marina. Una cosa interessante è appunto è il primo anno ed è soprattutto un anno in cui non ci sono dati, non c'è storico su per esempio i sorpassi, le dinamiche all'interno della pista, perché è tutto nuovo. Durante la gara ovviamente una cosa incredibilmente importante per la strategia è la telemetria e diciamo le decisioni che derivano dalla telemetria, in particolare a livello di pit stop, quindi il cambio delle gomme che viene fatto in maniera strategica per arrivare davanti ai competitor. Si parla di intelligenza artificiale, abbiamo degli esperti in aula, probabilmente ce ne parleranno dopo, però la cosa interessante è che Ferrari è probabilmente in questo momento storico la squadra che a livello di sviluppo predittivo di simulazioni di gara è quella più in avanzata in assoluto. Fondamentalmente cosa succede? La macchina ha una serie di sensori, i sensori rimbalzano i dati al pit wall, che li rimbalzano a un centro elaborazione dati a Maranello, dove viene praticamente realizzata una specie di simulazione di come andrà a finire la gara se alcune cose si verificano. Da questa elaborazione dati, vari gigabyte di dati vengono passati al pit wall, dove il lead strategist prende una decisione in base diciamo appunto, a quando fare il pit stop e a che gomme mettere. Questo viene comunicato al pilota, ovviamente il pilota, a meno che non sia Lewis Hamilton, in genere non protesta e fa quello che gli viene detto e poi si procede così con la gara. Il tutto in pochissimi istanti, in pochi minuti. Nel giro di 1 o 2 giri si fa tutto questo passaggio di dati in tempo reale. Al muretto Ferrari c'è un uomo di grande esperienza, Chris Taylor, capo head strategist per Ferrari, vincitore di 6 mondiali piloti, 5 con Schumacher e uno con Raikkonen, l'ultimo che Ferrari vinse nel 2007, e 6 mondiali costruttori sempre con Ferrari. Quindi una persona di grandissima esperienza, di certo non uno alle prime armi. E lui è diciamo, incaricato di prendere le ultime decisioni sul pit stop. Allora, com'è andata la gara? Questa è come è andata la gara, adesso ve lo spiego in maniera un po' più semplice, ovviamente. Allora, com'è andata la gara? Allora, primo giro, Schumacher, Michael, che al tempo correva con la Mercedes, fa un incidente. Facendo un incidente, varie auto a metà classifica decidono di fare, come spesso accade, immediatamente il pit stop. Alonso partiva dalla griglia dopo le qualifiche in terza posizione, ma viene subito superato da Button, quindi scende in quarta posizione. Weber è dietro Alonso, è quinto. A un certo punto quello che succede è che al giro 11 le gomme di Weber hanno praticamente un calo inaspettato, quindi la macchina incomincia a rallentare, ha dei problemi, quindi Weber viene chiamato per il pit stop e il muretto Ferrari decide di copiare la strategia di Weber. Quindi chiama Alonso, cambiano anche loro le gomme e Alonso e Weber esce davanti a Weber e praticamente si trova dietro a quelle macchine che all'inizio, le midfield cars, che all'inizio avevano fatto il pit. Queste sono macchine generalmente con piloti di qualità media e macchine che di per sé sono meno performanti di Ferrari normalmente. Il problema qual è? Che Ferrari assume che Alonso, uscendo con una macchina molto competitiva e essendo lui un ottimo pilota, dovrebbe riuscire a superare tutte le macchine avanti. Il problema è che rimane bloccato dietro la Renault di Vitaly Petrov, rimane incastrato, non riesce a superare e praticamente la storia, la gara finisce così. Sebastian Vettel, quindi il Tertius Gaudens, vince la gara e vince il mondiale a sua insaputa, perché glielo comunicano dopo l'arrivo e lui stesso non ci credeva e vince il primo dei 4 mondiali che vincerà di seguito con Red Bull. Fernando Alonso arriva praticamente settimo, davanti Mark Webber, ma troppo indietro per vincere il mondiale. Ed è il momento della storia di Ferrari in cui siamo arrivati più vicino, dico siamo perché ovviamente avete capito dove batte il mio cuore, siamo arrivati più vicini a vincere il mondiale e l'abbiamo perso per esattamente 1 punto. Allora, Chris Taylor disse, noi praticamente stavamo scegliendo tra due opzioni. E disse, io ovviamente ho parlato con lui, poi ho fatto uno studio su questa cosa qui, lui disse avevamo 2 opzioni, una era tipo fai il pit adesso, uno fa il pit fra 3 giri, quando Weber fece il pit stop. Quello che non abbiamo visto è che c'era un'opzione C, che diceva non fare nessun pit stop, le tue gomme vanno perfettamente bene, Weber ha un problema, non ti preoccupare, vai avanti, fallo molto dopo, ok? L'opzione C ci avrebbe
messo nelle condizioni di finire la gara davanti. Okay? Adesso il problema, poi ovviamente io ho parlato con anche la persona che al tempo gestiva l'IT, quindi la telemetria il direttore della telemetria di Ferrari, che era Pier Giorgio Grossi, e lui disse: noi siamo rimasti tutti basiti perché se tu guardavi la gara dal divano di casa, ti rendevi conto che nessuno in quella specifica gara riusciva a sorpassare. Ed era un motivo tecnico perché le macchine avevano il KERS ma non avevano ancora il DRS, quindi c'era tutto un motivo tecnico. Insomma, non si riusciva a sorpassare. Sebbene la pista fosse ampia, ci fossero dei rettilini, nessuno sorpassava. E lui disse: io sono sicuro che Chris, seduto a casa sua sul divano, magari con più persone intorno a lui, aiutandolo a decidere, in una situazione dove avesse meno pressione, probabilmente avrebbe fatto la scelta giusta. Però lì era come confuso da altre informazioni. Stefano Domenicali, al tempo direttore sportivo Ferrari, interpretò questo come un errore strategico, quindi disse: abbiamo fatto una strategia sbagliata, abbiamo sbagliato la strategia e fondamentalmente non siamo riusciti a passare le auto. Che cosa successe? Che la stampa prese d'accusa ovviamente Chris Dyer per l'errore all'ultima gara, quindi la stampa internazionale lo riportò, la stampa italiana gli andò dietro, ovviamente Chris Dyer era il colpevole, ci fu anche un piccolo teatrino italiano in cui diciamo una figura di spicco del panorama politico chiese al presidente Montezemolo di dimettersi. Questo ovviamente trova un po' il tempo che trova, però insomma ci fu una serie di diciamo uproaring tra i fan e i sostenitori, e quindi Chris Dyer venne con i suoi 11 mondiali, venne licenziato. Fu prima messo in un reparto periferico di Ferrari, poi alla fine fu licenziato e è tornato in Ferrari solo qualche anno fa, lavorando per Renault. E tutt'oggi Ferrari non ha mai vinto ad Abu Dhabi e non ha mai vinto il mondiale, tra l'altro. Bene, io da buon ricercatore ho sempre una massima: in un mondo che vive di opinioni facili, diffidate dalle interpretazioni fin troppo ovvie. Cioè, io in genere quando tutti sono d'accordo su una cosa, dico: qui c'è qualcosa che, non so, mi puzza, ci vorrei guardare bene dentro. E infatti, indagando sulla questione, c'è un piccolo dettaglio che non è stato menzionato, il piccolo dettaglio mancante. Qual è questo dettaglio? Che Ferrari disse a Dyer: tu riceverai 2 opzioni, opzione A, opzione B. Il tuo compito è quello di capire qual è la migliore delle 2. Queste sono le direttive a cui ti devi attenere. Problema: entrambe le opzioni che il sistema di artificial intelligence dava erano entrambe sbagliate. Perché? Perché il sistema non aveva all'interno una probabilità di sorpasso, in quanto ad Abu Dhabi non c'era storico di quanto era probabile fare dei sorpassi su quella pista. E quindi l'unico parametro predittivo della capacità di sorpasso era la qualità della macchina e la qualità del pilota, entrambi erano alti, quindi avevano pensato riuscirà a sorpassare, cosa che era chiaramente impossibile vedendo la gara. Allora, fondamentalmente Chris Dyer aveva di fronte 2 opzioni, no? Assumendo che avesse visto questa opzione C. Poteva seguire le regole, ok? Però sappiamo che non c'era modo, seguendo le regole, di vincere la gara, perché le 2 opzioni erano entrambe sbagliate. E lui fece la cosa giusta, cioè lui, tra le 2 opzioni, scelse quella migliore, ma non era buona a sufficienza per vincere. L'alternativa qual era? Perdere, che è quello che è successo, però, da un certo punto di vista, Chris Dyer potrebbe dire: beh, però io ho semplicemente fatto quello che mi hanno detto di fare. Queste erano le regole, io mi sono semplicemente allineato. Okay? E quindi magari non venire licenziato per questo motivo. Oppure avrebbe potuto non seguire le regole e seguire il suo intuito e non fare nessun pit stop. In quel caso Ferrari magari avrebbe vinto e a quel punto Chris Dyer sarebbe stato acclamato come un eroe. Però siamo in un ambiente turbolento, un ambiente difficile da predire. Magari ci sarebbe stata una foratura della gomma, ci sarebbe stato un altro problema. A quel punto Ferrari non avrebbe vinto. E quindi quale sarebbe stata la soluzione? Gli avrebbero detto: ecco, vedi, hai fatto di testa tua, adesso non abbiamo vinto, è colpa tua, sarà licenziato sicuramente. Quindi lui ha scelto l'opzione all'interno delle regole date da Ferrari che era più plausibile, gli dava, tra virgolette, una giustificazione per la scelta. Cosa andiamo a vedere con questa logica? Che l'innovazione ha bisogno della giusta strategia, ma la strategia
ha bisogno della giusta cultura organizzativa. Allora, l'innovazione richiede strategie coraggiose, spesso rapide, parliamo di velocità oggi, e la cultura organizzativa deve mettere l'organizzazione in grado di adottare queste decisioni veloci, queste strategie veloci. Le intelligenze artificiali a supporto non devono sostituire lo stratega, sono a supporto, sono complementari. E l'analisi e la capacità decisionale, l'intuito, sono ancora delle competenze importantissime e anche oggi l'intelligenza artificiale ha bisogno comunque di essere human driven. Gli errori, specie all'inizio di un ciclo tecnologico, come era per esempio l'adozione di questi tipi di tecnologia in Formula 1, possoona succedere anche ai migliori. Però una cultura del capro espiatorio, quella che aumenta il turnover, abbiamo visto nell'organizzazione in oggetto il turnover è stato molto, molto, molto alto negli ultimi anni, che cosa dice lo stratega? Non prenderti responsabilità oppure non prendere decisioni coraggiose e veloci, perché se sbagli ti tagliamo le gambe. E quindi fondamentalmente puoi avere il migliore stratega del mondo, ma non sarà mai in grado di lavorare per quello che è capace di fare. Insomma, ovviamente questo è parte di uno studio, di un caso di studio che potete leggere, vi auguro di non leggere perché è molto noioso, in Strategic Information System, e vi volevo portare semplicemente un piccolo caso che secondo me riflette un po' al di fuori del mondo della Formula 1 questo tipo di logiche. Le banche oggigiorno stanno cercando, specialmente su Londra, di adottare queste tecnologie, parliamo di blockchain, parliamo di artificial intelligence, di cryptocurrencies, però stanno facendo una grande fatica, nonostante non abbiano problemi di risorse, nonostante non abbiano problemi di talenti. Perché? Perché la cultura organizzativa delle banche inglesi è comunque molto monolitica. Chi sono i disruptor in questa industry? Questo gruppo di nudisti. Chi sono questi nudisti? Non sono nudisti, sono i dipendenti di un'azienda che si chiama TransferWise, forse la conoscete, è una startup di circa 500 dipendenti, a Londra 500 dipendenti se è ancora una startup, che praticamente dice siamo stanchi di avere le hidden fees nei transfer e bank transfer internazionali, quindi offriamo un servizio per il quale i capitali vengono mossi all'interno del paese, però fondamentalmente sembra che passino la frontiera. Non passando effettivamente la frontiera riusciamo a dare il tasso di cambio diciamo esatto e non aggiungere tasse e costi aggiuntivi che normalmente le banche aggiungono. E sfilano nudi proprio perché dicono siamo trasparenti. Hanno fatto anche questa sfilata nella City of London, diciamo, dicendo RIP hidden fees, diciamo, decretando la morte delle hidden fees, sono i disruptor dell'industria. E le imprese, le banche che stanno cercando di abbracciare questa filosofia ultimamente creano delle divisioni separate dove la cultura organizzativa monolitica della banca inglese è un po' più diciamo diluita, ma dove i giovani possono veramente fare la differenza e innovare. Chiudo con una frase del grandissimo pilota italo-americano Mario Andretti che dice che se le cose sembrano sotto controllo non stai andando forte abbastanza e questo è il momento giusto per prendere, io credo, direzioni veloci. Grazie. Grazie Paola Versa. E adesso iniziamo una tavola rotonda, un confronto di due mondi completamente lontani, ma che in realtà si dovranno avvicinare, visto che parliamo di lavoro. Tra l'altro, uno dei due è una luminare nel suo, è una donna finalmente su questo palco, la chiamo Rita Cucchiara, che è professore ordinario di sistemi di elaborazione delle informazioni Unimore, Modena Reggio Emilia. E Maurizio Del Conte, che è professore associato di diritto del lavoro all'Università Bocconi di Milano, papà del Jobs Act, bisogna dirlo, ex Ampal. Benvenuti, mentre io mi siedo qua. Mi metto qua così sto guardando un uomo, dai. Siete microfonati? No, qui. Non siamo microfonati. Non siamo microfonati. Non siete microfonati, quindi useremo il cosiddetto gelato. Non è piaciuto che abbia detto papà del Jobs Act? No, oh sì, benissimo. Va benissimo. Grazie. Qui abbiamo l'intelligenza artificiale, e Rita è tra le 25 donne più influenti in questo nel suo campo,
E quando si pensa a intelligenza artificiale si pensa sempre a qualcosa di tipo all'automatismo, a quelle macchine che ci ruberanno il lavoro, a un mondo fantascientifico, più fanta. Devo fare... Funziona il microfono, buongiorno a tutti. Intanto grazie per avermi chiamato qui. Credo che non vada il microfono. Mi sentite lo stesso? Adesso sì. Devo fare una confessione in diretta. Il software di telemetria che avete visto l'ho fatto io. Mi vergogno molto, ma è così. Fischiamo? Non è proprio vero perché abbiamo lavorato in Ferrari 5 anni prima, per cui insomma era già un po' vecchiotto, però ho mandato a Pier Giorgio Grossi un messaggino per dire che si parlava di lui, perché effettivamente in quegli anni, insomma qualche anno prima, avevamo iniziato a lavorare con la Formula 1, io sono nel Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari, quindi è una cosa che facciamo spesso e volentieri, per cercare di dare degli strumenti dell'intelligenza artificiale di 10 anni fa, cioè di un'intelligenza artificiale che tendenzialmente non funzionava, per dare degli strumenti che poi in alcuni casi potevano essere usati in modo corretto, in altri no. Bisogna Quindi rischiare. l'ho scoperto adesso, questa è stata tutta una cosa in diretta, ne parlavamo prima, poi dopo magari avremo tempo e ti racconterò come abbiamo fatto il track analysis per analizzare le traiettorie delle macchine e predire dei possibili. È incredibile perché non avevo mai sentito qualcuno che parlasse di questa parte di software che peraltro non abbiamo mai potuto Oggi abbiamo pubblicare. problemi con Quindi... così, vedi che... Va bene. Tranquillo. Ora mi sentite meglio, anzi fin Tra troppo. poco parliamo anche di lavoro. Sei arrivata a un passo così anche dal navigatore? Sei arrivata, tanto così ci diamo del tu, facciamo prima, dal navigatore dico, cioè lo avevi immaginato? Beh, questo era stato il mio professore, più che io ero in quel momento era una dottoranda, però effettivamente ci sono alcuni momenti in cui le ricerche scientifiche sono pronte per essere inventate. E quindi tante persone contemporaneamente iniziano a pensare le stesse cose e poi qualcuno ci arriva prima e poi qualcuno ci arriva dopo. Questo è il momento dell'intelligenza artificiale, assolutamente, e non è assolutamente un momento concluso. Io vi ho preparato alcune slide con dei numeri, perché così magari ne parliamo, però il primo messaggio che voglio dare, che è anche l'ultimo, che vorrei dare alla fine, è che l'AI, l'intelligenza artificiale, è davvero solo agli inizi. Abbiamo ancora tutti i vantaggi in Italia per poter entrare in gioco e farcela fare qualcosa, perché c'è ancora talmente tanto da fare che non bisogna adottarla come tecnologia, ma bisogna crearla. Quindi in questo momento voi avete le possibilità per farlo e spero proprio che qualcuno di voi lo faccia. In tutto questo, tema velocità, ma è un'Italia a 2 velocità, con te che ti occupi di intelligenza artificiale ed è un po' come se vivessi nel tuo mondo, nel senso non sei soltanto in Italia, sei in giro per il mondo. Stamattina eri al telefono con un tuo studente da San Francisco, ha fuso qualcosa perché... Sì, dobbiamo andare via un lavoro entro domani sera e lui è a Panasonic, abbiamo una collaborazione con Panasonic a San Francisco e sta fondendo delle GPU in San Francisco per prendere dei dati sul deep learning. Sta lavorando moltissimo per concludere delle prove per poterle avere. Fuso veramente, non sì, è un sì, modo no, di adesso le ha scaldate molto, mettiamola così. Questo si scontra un po' con la velocità, prof, con la velocità... Ce l'ha anche lei, sì. Vai. E ci diamo del tu, perché sennò... Ecco, funziona. Dico, non si scontra un po' con la velocità delle ultime decisioni politiche? Non so, magari si vuol togliere qualche sasso dalla scarpa, come... Mi dicono che me ne sono già tolti troppo, però no, in effetti c'è un problema di velocità e anche di collocazione nel tempo, vorrei dire. Nel senso che mi sembra... mettiamo insieme l'intelligenza artificiale e il reddito di cittadinanza piuttosto che decreto dignità? Come li... allora, diciamo, l'intelligenza artificiale richiede moltissima intelligenza umana, moltissimo investimento in lavoro, il reddito di cittadinanza presuppone il non lavoro, nel senso che una delle condizioni fondamentali di legge perché non ci sia...
perché si possa percepire il reddito di cittadinanza e che il lavoro non ci sia, o perlomeno non ci sia quello regolare, diciamo. Tutto questo però il governo parte dalla colpa lei per la precarizzazione del Paese, per il Jobs Act, ecco, viene demolito di fatto. Sì, demolito mica tanto, nel senso che mi sembrava che fossero partiti con l'idea di ritornare all'articolo 18, ma questa cosa non è stata fatta. Lo stesso intervento fatto sul contratto a tutele crescenti prima che intervenisse la Corte Costituzionale era semplicemente di ritoccare i tetti massimi delle mensilità di risarcimento. Ma il problema non è tanto questi interventi al margine, mi sembra che sia la filosofia. Cioè, la mia impressione è che siamo di fronte a una filosofia saldamente piantata nel secolo scorso, cioè una sorta di nostalgia dei bei tempi perduti, quasi come se i giovani di oggi dovessero continuare a stare nel bozzolo creato dai loro genitori, che probabilmente hanno vissuto in un'epoca in cui c'era forse una ricchezza da distribuire, o probabilmente si avevano le mani più bucate, anche perché si faceva tanto debito, e non si sono resi conto, o forse non vogliono rendersi conto, che mentre oggi bisognerebbe correre il doppio, cioè siamo già al momento in cui si deve correre il doppio, o anzi il doppio del doppio, secondo quello che ci raccontava prima il presidente Calearo, stiamo per sdraiarci. Cioè, quando ci si deve impegnare al massimo, a un certo punto uno dice vabbè, non ce la faccio, sai che c'è, mi sdraio. Che è una soluzione, indubbiamente. Forse sarebbe la soluzione D rispetto a quelle tre che aveva il direttore, non mi ricordo più la funzione esattamente di Dreyer, ma ecco, questa mi sembra comunque di tutte la soluzione più sbagliata. La è perché al di là dei nostri confini fanno tutt'altro, vanno in altre direzioni, investono tantissimo in formazione, investono tantissimo in digitalizzazione. Io ogni tanto guardo i dati sulla digitalizzazione del nostro paese, che non è soltanto digitalizzazione hardware, è anche digitalizzazione delle competenze. Noi siamo uno dei paesi con le più basse competenze digitali. Siamo uno dei paesi col più basso numero di laureati, siamo uno dei paesi in cui ci sono meno laureati e quei laureati vengono impiegati male, cioè vengono mandati a fare i commessi, vengono mandati a fare lavori che non c'entrano niente con la loro laurea. Forse anche perché non abbiamo mai indirizzato, orientato i nostri giovani verso lauree coerenti col mercato del lavoro. Tra l'altro esistono lauree oggi, università piene di studenti che sognano lavori che tra poco non esisteranno neanche più. In tutto questo non è il problema di anche qui ho la sensazione che cioè, le idee chiare prima rispetto al tempo passato. Sì, anche qui mi sembra che ci si stia chiudendo a riccio, cioè di fronte a una grande crisi ci si possono avere due reazioni: dire va bene, abbiamo preso delle grandi botte da questa crisi, ci rialziamo e combattiamo, oppure no, prendiamo troppe botte, chiudiamoci, alziamo muri, isoliamoci il più possibile in modo da non prenderne più, facciamo catenaccio. Il risultato è che però con questa strategia siamo destinati a soccombere, perché gli altri non ci considerano neanche più come nostri competitor. Viaggiano su un altro mondo, su un mondo più allargato, che non ha più bisogno necessariamente del nostro mercato. Infatti noi diciamo dobbiamo aumentare la domanda interna. Bizzarro che le uniche aziende che funzionano sono quelle che esportano, cioè quelle che in realtà non fanno grosso affidamento sulla domanda interna. Siamo in una situazione in cui, a mio modo di vedere, cerchiamo di eludere i problemi invece che affrontarli, e questo è un problema nel problema. Pensiamo alle misure che sono state assunte recentemente. A me ne vengono in mente alcune simboliche. La cassa integrazione per aziende cessate, lo dico in una platea di imprenditori,
Ma perché bisogna protrarre l'agonia di un'azienda cessata a spese di tutti? Cioè, perché esiste solo in Italia? Perché esiste solo qui? Sì, è uno strumento che esiste solo qui, dal quale ci eravamo faticosamente emancipati, e si era riusciti. Prima mi diceva se sono disturbato dall'essere considerato il papà del Jobs Act, niente affatto, anzi, si era tolta la cassa integrazione per aziende cessate, adesso si rimette la cassa integrazione per aziende cessate. Si era immaginato un sistema di indennità di disoccupazione. La disoccupazione di per sé, se porta a una nuova occupazione, magari con una riqualificazione professionale, quindi un cambiamento rispetto al cambiamento del contesto produttivo, del contesto di competenze richieste, può essere un momento di crescita. Lo so che è difficile venderla così, ma può esserlo. Di certo non lo è di crescita il morire in cassa integrazione. Bene, quello che si vuole oggi è bloccare tutto. C'è un problema con una grande azienda? Nazionalizziamola. Gli italiani hanno già pagato fin troppo per Alitalia. Che facciamo? Li facciamo diventare proprietari di quel debito. C'è una visione che sposta dall'attività alla inattività il nostro futuro, che guarda indietro. Io devo dire, qui lo dico chiaramente, quando ho visto quella rappresentazione del reddito di cittadinanza, in cui al centro non c'era il lavoro, ma c'era la tessera di povertà, che è stata presentata come, non so, la teca del sangue di San Gennaro, a me sembra, tira fuori il velo, si presenta, e a me mi sono venuti i brividi, perché dico, ma questo è il futuro del nostro paese? Cioè dare la tessera di povertà, 780 euro è l'obiettivo che noi dobbiamo trasmettere ai giovani? Siete due mondi opposti, capisci? No, nel senso che io immagino te che apri le lezioni ai tuoi studenti con dei film, Charlie Chaplin, tempi moderni. Ma qui ci sono delle spie, però. No? E invece, prof, te che devi spiegarlo magari ai tuoi studenti, che esiste anche il reddito di cittadinanza, che esistono anche delle realtà che poi è la loro, perché sono studenti italiani. Sì, io non lo spiego, proprio io mi rifiuto completamente. Però poi uno viene voglia di andare via se uno studente. No, state qua, assolutamente. Io credo che i miei figli, i vostri figli hanno bisogno che voi siate qua e che andiamo che magari vadano a studiare all'estero, poi ritornano. È faticoso però. È faticosissimo, ma io penso che insomma, molti di noi che hanno un discreto successo nella loro professione hanno sicuramente pensato o hanno avuto delle ottime possibilità di andare fuori, quindi questo è abbastanza possibile. Però mai come in questo momento io credo che noi dobbiamo resistere qua, cercando di fare qualcosa naturalmente. Non so quanto riusciamo a farci in questo momento, cosa riusciamo a fare data la situazione che tu stavi descrivendo e su cui io sono assolutamente d'accordo. Sicuramente io non parlo di questo, io sono professore di ingegneria, cerco di dare competenze e poi si vede un po' se queste competenze servono e penso che stiano servendo perché veramente vedo in un'Italia, nella nostra Italia della tecnologia, un cambiamento molto forte. Vi dico una cosa che non avevo preparato, lunedì e martedì noi siamo stati in Confindustria a Roma e abbiamo presentato il primo convegno di Italia sull'intelligenza artificiale italiana con aziende, istituzioni e università. In un mese abbiamo raccolto 404 progetti, non avrei mai pensato a un numero del genere, c'erano 650 persone, il 40% di questi erano fatte con aziende italiane, non erano l'università da una parte e le aziende dall'altra. E vi assicuro che come direttore del centro mi ha fatto un piacere immenso perché vuol dire che qualcosa un pochino si muove. Poi tutti i problemi che lui ha elencato, tutti quelli che non ha elencato, ma che ci sono, sicuramente esistono. La zavorra che diceva prima il Presidente del fatto delle tasse esiste, però in qualche modo qualcosa dobbiamo fare. Io sono qua a mettere
un aspetto positivo, una luce nel futuro, anche se magari i numeri degli investimenti che ci sono nel mondo sull'intelligenza artificiale sono diversi da quelli che ci sono in Italia, decisamente. Il concetto poi di intelligenza artificiale nasce anche per sollevare l'uomo da quelli che sono i pensieri più bassi. La domanda comune per chi magari non è così appassionato è: mi toglierà il lavoro? No. Perché uno pensa anche a robot, che insomma... Sì, esatto, anche la calcolatrice ci doveva togliere il lavoro, ragazzi. Io non ci credo affatto, proprio nel fatto che effettivamente tutti gli studi, anche quelli di McKinsey dell'anno scorso, hanno indicato che ci sarà il 60% dei lavori che saranno automatizzati o cambiati, ma non saranno persi. Negli Stati Uniti parlano di 1,8 milioni di lavori persi e 2-3 cambiati e 2-3 nuovi che ci saranno, sempre di milioni, nel 2020. Quindi io non ci credo. Quali saranno i nuovi lavori? Ma ad esempio gli operai, invece che essere contrari ai robot, potranno iniziare ad insegnare ai robot la propria esperienza con delle interfacce naturali sempre più sicure. Non ci credo nel fatto che questo ci porterà ad avere ancora più bisogno del reddito di cittadinanza. È chiaro che se andiamo in questa direzione senza farci investimenti, senza dare un supporto alle piccole e medie imprese che ci provano, le start-up italiane che hanno qualche idea intelligente, probabilmente ci potrebbero essere delle difficoltà, ma nel mondo non ci sono, quindi speriamo che non ci sia neanche in Italia. Possiamo anche fare qualche esempio? Di che cosa? Ad esempio un designer, una persona che si occupa di design di neuroni. Anche in questo caso mi ha spoilerato un pochino in giro. Vi faccio un esempio concreto, visto che ce l'ho in casa, lo stiamo facendo. Stiamo finendo un lavoro con un'azienda di design della nostra area che fa design per ceramica. Il fatto di disegnare, come potete immaginare, marmi, graniti, terre, eccetera, è un lavoro creativo fantastico, ma estremamente lento. Ora adesso si possono utilizzare e addestrare delle reti neurali generative avversarie, come si chiamano le GAN, per generare 10.000 immagini al secondo, alcune bruttissime, altre medie, altre decenti, e poi a questo punto naturalmente queste reti possono lavorare con i designer per dare una mano loro a capire che cosa è meglio fare, dare degli esempi già fatti e poi contribuire assieme in continuous learning per farne altro. Noi lo stiamo facendo, l'azienda è molto contenta, stiamo brevettando la cosa assieme, quindi penso che è un esempio concreto di qualcosa che si può fare. Prof, stiamo andando super veloci. In tutto ciò parliamo di industria 4.0, mentre esiste già società 5.0, siamo in Giappone. Sì, però anche qui noi siamo indietro, ma quel poco di, secondo me, buono che è stato fatto per stare al passo rischia di perdersi. È stato prima ricordato dal presidente di Confindustria Veneto l'apporto positivo che ha avuto la misura di 4.0 e che avrebbe avuto ancora di più lavoro 4.0, che significa formazione 4.0, non solo ancora una volta macchine, ma anche competenze. E sulle competenze noi che cosa stiamo investendo? Noi stiamo sempre più allontanando il mondo dell'impresa dal mondo della formazione invece di fare l'esatto contrario. Pensate all'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Dopo decenni di impostazione gentiliana dove la scuola, l'educazione è un mondo a parte che vive di una sua dignità culturale che non deve essere contaminata perché il lavoro è una cosa brutta, perché noi abbiamo sempre insegnato ai nostri ragazzi che se non fai il bravo ti mando a lavorare, come la peggiore delle maledizioni possibili, no? E quindi se vai a scuola, tempo che puoi passare in una realtà organizzata dove c'è una contaminazione positiva è un tempo negativo. Infatti che cosa è stato fatto adesso? Si torna indietro sull'alternanza. Ma cosa viene fatto in termini di orientamento? Nulla. Io vorrei vedere un piano
serio in cui si investono soldi nell'orientare i ragazzi verso un percorso di studi che sia compatibile con il loro talento. Non è che devono fare tutti gli ingegneri, anche perché nessuno, cioè non è che si può pensare che tutti siano portati a fare ingegneria, così come non è neanche vero che le facoltà umanistiche siano tutte da buttare. Il problema è spiegare che ci sono un numero definito, limitato di opportunità per ciascun settore. Quindi se tu vuoi fare il glottologo va benissimo, ma sappi che le possibilità di successo dipendono da un tuo impegno, che vuol dire correre 10 volte quanto corrono gli altri. Ti vuoi ingaggiare? Hai il talento? Hai il desiderio di fare questo? Lo farai benissimo e probabilmente diventerai uno dei migliori glottologi mondiali, ma non si può dire possono fare tutti i glottologi. Questa è la stupidaggine di non costruire un mondo che non parta dal desiderio individuale. Io sono un avvocato, mio padre è avvocato, vuole che il figlio faccia l'avvocato, oppure c'è il medico e vuole che il figlio... Come si cambia questo tipo di cultura? Perché qui andiamo... sì, è una cultura purtroppo... Cioè, dovete farlo voi professori universitari? Deve farlo qualcuno? No, quella è la baronia, è una cosa diversa. Quello non è una cultura, quello è un cancro, ma è un problema ancora più grave, è una distorsione. Però è anche vero che nel nostro paese questo tipo di baronie, questo tipo di tradizioni familistiche si diffondono più che altrove, forse perché c'è questo tipo di idea abbastanza pervasiva nella cultura nostra. Però così non funziona. Noi dobbiamo avere la umiltà di dire che se all'estero a un certo punto prendono un ragazzo e gli dicono: guarda, tu non sei portato per continuare gli studi teorici, ma sei molto portato per fare un lavoro magari tecnico, magari artigiano, di cui c'è tantissimo bisogno e nel quale l'Italia può veramente dare un apporto straordinario, che è nobilissimo fare l'artigiano, molto di più che fare il cattivo medico o il cattivo professore o il cattivo ingegnere. Non c'è niente di nobile nell'essere forzati verso un percorso di studi che non è coerente col talento individuale. È che a volte accadono dei no che sono un po' fuori contesto, diciamo così. E lo so, però è questo il punto. Il punto è che noi siamo tutti bravi a sfruttare... Anche Einstein è stato bocciato, cioè nel senso, come dire... No, però attenzione. Einstein è stato bocciato, però Einstein ha avuto tutte le possibilità di farsi la formazione e quindi di crearsi poi il suo percorso culturale fino a diventare quello che è diventato. Il problema non è mai degli Einstein, il problema è della gran parte della popolazione che non è né Einstein né, siccome non sei Einstein, sei un fesso. Non è così. Però azzardo una cosa, prima i genitori dicevano studia, che io non ho studiato, e facevano qualsiasi cosa per farti studiare. Oggi, punto di domanda. Allora, oggi i genitori pensano che l'investimento in studio sia un cattivo investimento grazie alla diffusione di informazioni false, sbagliate, e soprattutto alla cultura della scorciatoia. Studiare è un percorso lungo, studiare è un percorso impegnativo, oggi si vuole un risultato immediato e quindi probabilmente qualcuno pensa che sia meglio fare attività apparentemente più lucrative in tempi apparentemente più brevi. Non è così. Tutti gli studi dimostrano che il livello di istruzione paga sia in termini di opportunità occupazionali che in termini di salario, quindi di retribuzione, però nessuno lo dice. Cioè noi ci crogioliamo attorno alla vulgata secondo la quale l'investimento in studio non paga. Non è vero, l'investimento in studio paga. Ma ancora una volta, ma perché nel nostro paese non si fa comunicazione seria su questi dati veri, invece di comunicare ogni 15 giorni
dati sul mercato del lavoro che possono essere interpretati in qualunque modo e quindi manipolati in qualunque modo, dai quali sono certo nessuno capisce nulla, cioè se poi si vuol trarre un messaggio... Ci sono quelli nuovi dell'INPS sulla richiesta di disoccupazione. Esatto, io vorrei sapere quanti hanno capito... C'è un più 13,4% rispetto a gennaio 2018. Di richieste di disoccupazione, certo, e la cassa integrazione mi pare sia aumentata del 58%. Di nuovo, siamo sempre lì. È evidente che se tu investi in sussidi avrai più sussidi, se tu investi in lavoro avrai più lavoro. Non mi sorprende. La cosa che mi sorprende è che si pensi di ripristinare delle politiche che hanno avuto una loro storia, hanno certamente procurato un loro consenso in decenni passati, ma che oggi non sono più ripetibili, neanche a volersele coccolare come il migliore dei beni possibili, come sta facendo adesso questo governo, dicendo appunto che bisogna rifare redistribuzione della ricchezza dando soldi, ma la redistribuzione della ricchezza si fa creando opportunità di lavoro, aumentando il PIL, aumentando la produzione. Questa è la redistribuzione. Nuove opportunità di lavoro, immagino gli studenti di Rita con delle mascherine che guidano. Certo. Me lo possiamo raccontare, sì. Che cosa? Che tracciano. Non lo so in che cosa ti riferivi, del fatto dei videogiochi? Vabbè, adesso qua andiamo sugli aneddoti, però credo che sia importante capire che, visto che siamo italiani, ogni tanto abbiamo anche delle buone idee, quindi non è che arriviamo soltanto secondi. L'intelligenza artificiale ormai tutti sanno più o meno che cos'è, viene definita in tanti modi, però sicuramente è nata negli ultimi 3-4 anni, è rinata da un grande connubio, che è quello di avere le potenze di calcolo del GPU di cui parlavamo prima, di avere grandi quantità di dati e di avere degli algoritmi intelligenti. Ora, GPU ci sono, basta comprarle, basta avere un po' di soldi, basta affittarle, e non le stiamo producendo noi in Italia, per cui li prendiamo da Nvidia e va bene così. Gli algoritmi non ci sono ancora, dobbiamo farli, dobbiamo studiare, e questo è il messaggio agli studenti. I dati a volte li abbiamo e a volte no. Quando i dati non li abbiamo, che cosa possiamo fare? Possiamo inventarceli. Prima si parlava di simulatori. In questo momento io ho alcuni dottorandi che passano il giorno a giocare con i videogiochi, perché abbiamo modificato GTA per creare milioni di persone, di pedoni che camminano nelle strade. In questo momento è il più grande dataset al mondo di pedoni che viene utilizzato in ambito dell'automotive, viene utilizzato in altri ambiti, proprio per addestrare delle reti neurali capaci di riconoscere il comportamento dei pedoni, non lavorando con delle persone vere, ma lavorando con dei videogiochi, e le cose funzionano abbastanza bene. Dopo c'è un problema che si chiama di domain transfer, per tornare poi nella vita reale, e quindi per trasferire questi dati sui vite reali, però funzionano, insomma. Ti chiedo una cosa, sì, dopo però aver messo un po' in difficoltà il prof Del Conte. Cioè, mi è stato detto che è parente di Bellizza da Volpedo, no? Avete presente il quarto stato? Sì? Sì? Quadro? No? Sì. Ok, sono silenziosi. Ma tra l'altro le assomiglia anche un po', cioè, no? Era mio bisnonno. Appunto. Io mi domando, oggi chi ci metterebbe in quel quadro? Tanto tra parenti si può anche... No, ma la cosa secondo me più bella di quel quadro è che è eternamente attuale. Infatti è uno dei quadri che ha subito le maggiori trasfigurazioni, sempre rappresentando un desiderio che non è il desiderio di ricevere un sussidio, ma è il desiderio di lavorare. Questo è il grande messaggio. Cioè la differenza fondamentale è che lì nessuno tende la mano, ma quelle sono mani di persone che lavorano e che vogliono dare dignità al lavoro. Oggi noi ci possiamo mettere il web designer, il giovane che studia appunto algoritmi, ci possiamo mettere tutta la frontiera del nuovo lavoro. Il nuovo lavoro
che effettivamente sta cambiando, anzi è già cambiato, perché noi stiamo immaginando questo futuro. No, il futuro è oggi, il futuro è già di una organizzazione produttiva radicalmente diversa da quella di 15 anni fa. Un modo di immaginare lo scambio di attività lavorativa rispetto a un datore di lavoro completamente diverso. Oggi noi parliamo delle piattaforme, no? Per esempio, il lavoro per piattaforme, pensiamo soltanto ai ciclofattorini, i rider. Non è quello il problema è che attraverso la piattaforma tu puoi acquisire qualsiasi lavoro. Fra un po' probabilmente anche lavoro manuale, se si svilupperanno le stampanti 3D e se si svilupperà sistemi di produzione delocalizzata. Quindi la verità è che quello che manca oggi del quarto Stato, a mio modo di vedere, è la visione del messaggio, del valore comune, della sintesi di quel valore lavoro. Oggi non si parla più del valore lavoro in sé. Oggi veramente la cosa che sconvolge, almeno che sconvolge me, è che, non so se avete seguito il dibattito sul reddito di cittadinanza, tutti si sono detti, ma se io do 780 euro, poi anzi l'offerta congrua diventa 859 perché ci aggiungo il 10%, quindi io posso rifiutare un lavoro fino a 859 euro, quindi a questo punto mi conviene stare sdraiato. Non è così, cioè uno dovrebbe, se ti danno 800 euro per stare sdraiato e un lavoro da 700 euro, tu dovresti scegliere il lavoro da 700 euro. Questo è il senso, perché da quel lavoro di 700 euro puoi trovarne un altro da 1000, uno da 1500, uno da 3000. Dal reddito di 700 non schiodi, non vai da nessuna parte, e questo è il messaggio, secondo me, educativamente deleterio che c'è dietro questa idea. E anche proprio l'aver così plasticamente dichiarato, no, ma io ti devo dare il 10% in più di quello che prenderesti se lavorassi, se non lavorassi, quindi come se il lavoro fosse veramente un costo. Il lavoro è un costo, una scocciatura, è un'enorme scocciatura. Ma che cosa... Siccome abbiamo poco tempo, noi dove stiamo andando? Però la vorrei far vedere una tua slide. Oddio, è una cosa, dopo non abbiamo tempo, però vorrei dare un messaggio molto importante. L'intelligenza artificiale non è affatto un gioco, anche se prima ho fatto degli esempi di giochi. È una grandissima opportunità per la nostra industria, soprattutto per la nostra industria manifatturiera, di cui l'Italia almeno è ancora estremamente orgogliosa nel mondo. È una grande opportunità per anche la nostra pubblica amministrazione, per potersi, diciamo, modificare nel tempo per le nostre sfide sociali. In questo momento sto anche lavorando al MISE per cercare di scrivere la strategia italiana, poi adesso, diciamo, come tecnico e non metto altro, però vi faccio vedere soltanto tra le varie slide che vi avevo preparato. Non so se riesco ad andare avanti, ci provo, perché vediamo un po' come si fa. Non ci si riesce, allora niente, fa lo stesso. Ci si riesce ad andare avanti di qualche, verificando da che parte? Vuoi che vada là? Sto spingendo, sai. Cioè, più di così. Ok. Vai pure avanti perché non ho tanto tempo. Volevo solo... no, torna indietro. Vi faccio vedere... ancora di uno? Ok. Io vi voglio far vedere soltanto alcuni numeri di investimenti che ci sono in giro per il mondo. In Cina ero là quest'estate, l'estate scorsa, e abbiamo partecipato a dei meeting. Chiaramente gli investimenti sono enormi e sono praticamente tutti statali, perché sappiamo che le grandi aziende cinesi lo sono. Vai avanti di uno. Vuoi che mi metta lì, così forse faccio prima? Scusa, perché ecco, no, in avanti, non in indietro. Ok, grazie. Un paese che per me è un grandissimo esempio positivo, Israele. Israele, ero là il 4 di marzo, il 5 di marzo è iniziato il settennato di Israele per l'intelligenza artificiale. Questo numero che vedete è un numero basso di player,
ma se riuscite a vedere quella pallina gialla dice il numero di player rispetto al GDP di Israele. Sono solo 8 milioni in Israele, stanno facendo cose fantastiche. Questa immagine che vedete a destra è un selfie che ha fatto il satellite che hanno appena messo in orbita per andare sulla Luna e che il direttore del progetto mi ha mandato l'altro giorno per far vedere che stanno funzionando. I fondi che ci sono in giro per il mondo sono enormi. Adesso non ci riesco più, quindi non riesco a mostrarveli in questo modo. Proviamo ad andare da questa direzione. Ok, forse ci riesco. Però voglio dire, noi siamo in Europa e l'Europa sta lavorando. L'Europa ha scritto una serie di documenti, l'ultimo è del dicembre, in aprile ne scriverà un altro. C'è intenzione dell'Europa di spendere 20 miliardi di euro prima del 2020 e questo sono dei fondi europei che noi possiamo sicuramente acquisire. E questo non ho tempo di mostrarvi gli altri numeri, però mi fermo su questo. Ci sono opportunità in Europa, se non ci sono in Italia almeno ci sono in Europa, c'è la possibilità di lavorare in moltissimi campi con l'AI, sia per migliorare le nostre aziende internamente e sia per produrre software o componenti o sistemi che possano funzionare. Quindi veramente è quasi un appello, provatelo a fare e provatelo a farla assieme a noi, perché la ricerca italiana, non lo dico io, abbiamo appena vinto 2 Ersi Grant ieri l'altro, tra l'altro non io, i miei colleghi, e quindi la ricerca italiana va bene e quindi collaboriamo assieme su questo. Grazie Rita Cucchiari e Maurizio Del Conte. Io chiamo sul palco Eugenio Calearo. C'è un momento beneficenza, sì, certo. Lo lasciamo qua? Sì. Devi chiamarli su, perché sennò che te devo dire? Io non posso chiamarli su. Ok, questo funziona? Se non funziona, guarda, ormai ho capito che oggi è la giornata dei microfoni e dei collegamenti. Sì, sembra un po' un fuori programma, in realtà è da tanto che lavoriamo a questa cosa. Vorrei qui sul palco con me Mario Brunello, che è il vice responsabile del Bellunese del Soccorso Alpino, Mauro Dal Poz, che è il capostazione del Soccorso Alpino di Cortina d'Ampezzo, Alessandro Darman, capostazione Soccorso Alpino di Rocca Pietora, e Manuela Galante, che è il presidente dei giovani imprenditori di Confindustria di Venezia e Rovigo. Allora io cederei la parola a Manuela, che è madre di questa iniziativa. Buongiorno a tutti. Il gruppo di Venezia e Rovigo ormai da 5 anni organizza una festa di carnevale che è diventata un momento fisso nel calendario e quest'anno abbiamo deciso di donare una parte del ricavato alle popolazioni delle terre che sono state colpite dai nubifragi dell'inverno scorso. Sono convinta che come imprenditori il nostro dovere sia anche guardare al territorio, quindi oltre i nostri cancelli, non solo nelle nostre aziende. E quindi il primo pensiero è andato alle popolazioni del Bellunese. Purtroppo non era possibile portare qui le attrezzature che abbiamo acquistato, quindi vi consegno questo attestato. Grazie mille intanto. Grazie. Scusate, non ho detto, abbiamo acquistato delle attrezzature per le comunicazioni perché a quanto pare il problema principale che è stato riscontrato è stato appunto le comunicazioni per soccorrere le persone in difficoltà. Non so se vuole... Sì, intanto voglio ringraziare tutti quanti per questo gesto che ci è arrivato anche inaspettato, non pensavamo a questa generosità da parte vostra e appunto piuttosto di avere soldi abbiamo preferito anche avere proprio attrezzatura tecnica nell'ambito delle telecomunicazioni, proprio perché ci siamo resi conto che mancando l'elettricità, le piante che sono cadute, tutto quanto, tutti i ponti radio dei ripetitori telefonici sono saltati.
quindi le uniche comunicazioni erano le classiche radio che noi usiamo sempre, e con difficoltà, anche perché anche quelle hanno avuto problemi di ripetitori, di alimentazione comunque elettrica, e quindi stiamo cercando di implementare, speriamo non averne più bisogno in futuro, perché quello che il territorio bellunese ha subito è stato molto forte, e quindi si spera di non averne bisogno, però abbiamo visto che questo è stato un punto debole di tutto quello che era la filiera dell'emergenza e del pronto soccorso. Ecco, rinnovo il mio ringraziamento a nome di tutto il Soccorso Alpino Bellunese a tutti voi. Grazie mille per il gesto che avete fatto. E io chiamo sul palco il presidente Fondazione Cortina 2021, Alessandro Benetton. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie per questo invito, un invito importante per me per certi aspetti è come tornare a casa. Tornare a casa perché la prima cosa che mi è venuta in mente quando ho ricevuto questa informazione, insomma, che avrei potuto incontrarvi e raccontarvi di Cortina 2021, mi è tornato in mente dell'ultima volta che ci siamo incontrati, tanti anni fa, per un ricordo ancora vivido nella mia mente, a Santa Margherita Ligure. Allora mi sono preso la briga di andare a vedere di che cosa avevamo parlato l'altra volta. E la cosa curiosa è che molti dei temi di cui vi voglio raccontare oggi, quindi i temi che vi riguardano, il titolo di questo vostro incontro, la velocità, il cambiamento, erano già temi di allora. E quindi mi sono chiesto, ma da allora cos'è che è cambiato, cos'è che è differente rispetto a quello? Sono cambiati i paradigmi, ma l'avevamo già anticipato. È cambiata soprattutto la velocità e la velocità di reazione. Penso che Cortina possa essere un buon palcoscenico per parlare di questi argomenti. Partirei proprio dal perché ho deciso di prestarmi a questa iniziativa che sono i Mondiali 2021. Dopo 2 o 3 inviti mi sono sentito moralmente obbligato a partecipare a un'iniziativa che secondo me può fare la differenza. Il ragionamento che ho fatto è stato quello di trovare il parallelismo, scusate, fa già caldo, di trovare il parallelismo con i grandi eventi e quello che è successo a Milano con l'Expo, quello che è successo a Torino con le Olimpiadi, in cui effettivamente il grande evento ha fatto la differenza. Ha fatto la differenza perché è partito un nuovo entusiasmo, è partita l'economia e questo mi ha fatto ragionare che anche Cortina, pur che i mondiali di sci, ecco, per chi non è un addetto al lavoro, ci sono i mondiali di sci e ci sono le Olimpiadi, sono 2 cose diverse. I mondiali di sci sono 11 gare. Aspetta, qui mi hanno dato dei dati perché mi hanno detto che devo dare i numeri. Quindi ci sono 11 titoli, 14 giorni di gara, 600 atleti, 70 nazioni, 1200 volontari e oltre 100.000 spettatori attesi.
E poi c'è una grande parte dell'economia, ci sono 270 milioni che devono arrivare dall'ANAS, 50 milioni dalla FIS, questo è il numero sbagliato, sono 30 milioni che arrivano dalla FIS, 20 li dobbiamo trovare noi, e 500 milioni di investimenti generali. Allora, la prima cosa che mi è venuta in mente, come dicevo, è quella di pensare che il grande evento può fare la differenza. Il grande evento può essere, scusatemi il gioco di parole, questo inizio dell'effetto palla di neve in cui le cose crescono, migliorano e si raggruppa l'entusiasmo e l'interesse di molti. Il grande evento può essere una macchina organizzativa semplificata dai commissari, è il caso di Cortina, ci sono due commissari, uno che riguarda l'ANAS per cui la viabilità e uno che riguarda invece le opere più inerenti al comune e alle gare che verranno ospitate per i mondiali. Ecco, questo è un altro elemento che mi ha incoraggiato nell'accettare la sfida, perché effettivamente questa struttura del commissario straordinario che sperimentiamo per la prima volta in Italia in questo evento, cioè noi eravamo abituati a chiamare il commissario straordinario quando mancava un anno, eravamo disperati ed era tutto scassato. Qui invece per la prima volta arriva il commissario straordinario subito. Chiaramente abbiamo cercato di essere pragmatici, con voi fate l'imprenditore e sapete che cosa vuol dire essere pragmatico, abbiamo cercato di essere concentrati sulle priorità. Quindi oggi abbiamo presentato le nuove piste della Tofana, ci sono le vertigini, domani ci saranno le gare sul Col d'Uchet, è stata rivitalizzata l'area del Col d'Uchet, ci saranno dei nuovi impianti, quindi abbiamo attivato anche l'interesse degli investitori privati, perché non dimentichiamoci che queste sono dei meccanismi che possono facilitare e anzi incentivare anche l'intervento dei privati. Ci sarà il nuovo collegamento con le Cinque Torri, anche questo propedeutico, incrociamo le dita, qualora per caso arrivassero le Olimpiadi avremo una piattaforma perfettamente allineata per poter fare anche un collegamento idealmente possibile con la Val Zoldana, creando il più grande comprensorio del mondo. Ecco, questi sono tutti i sogni, ho cercato di essere pragmatico, abbiamo detto facciamo delle gare di Coppa del Mondo, facciamole bene, sta funzionando tutto quanto secondo il nostro cronoprogramma, soprattutto sta emergendo l'entusiasmo della comunità locale. Ecco, questo voi che fate impresa sapete che è un fattore fondamentale. I grandi eventi servono al paese, servono alla regione, servono alla provincia, ma poi soprattutto ad lasciare un lascito, una legacy che abbia un valore storico. Si dice che le Olimpiadi o i campionati del mondo iniziano quando finisce l'evento sportivo. Ecco, questo è quello che ho voluto immaginarmi, una comunità che è pronta al rilancio. E quindi ci siamo dati dei titoli. Quali sono i titoli? Queste infrastrutture di cui vi ho raccontato. Ecco, tenete bene a mente, scusate, apro una parentesi, tante volte viene fatta confusione pensando che il comitato organizzazione, cioè io vado per strada, uno mi ferma e mi dice ma allora perché ho trovato traffico oggi? Perché quella galleria, perché la piscina non è ancora stata ristrutturata? Ecco, il comitato organizzatore, la fondazione per come l'abbiamo strutturata, proprio perché potesse essere anche un ente privato e quindi sfuggisse dalle maglie di tutte le procedure di appalti pubblici. Scusate, io ho imparato tra parentesi tutto questo in pochissimo tempo perché non l'avevo fatto precedentemente e ho scoperto che appunto si possono fare le cose, però questo comitato organizzazione è solo preposto ad utilizzare dei soldi che arrivano dalla federazione internazionale, ti dà dei soldi per fare le infrastrutture che riguardano le gare. Le gare di sci è chiaro che però poi tu come fondazione prendi anche un ruolo che è quello di facilitatore, di acceleratore per tutte le altre attività di cui stiamo parlando, quindi vogliamo avere un paese più compatibile con l'ambiente, questo è un altro grande titolo che ci siamo dati, e pur non essendo noi preposti a quelli che sono i lavori dell'infrastruttura, perché quelli seguono appunto le procedure dell'ANAS per quanto riguarda la strada, dei prefetti per quanto riguarda le impiantistiche locali e così via, noi però abbiamo voluto lo stesso darci questo ruolo di dire non ci dispiace sognare. Cosa vuol dire sognare? Sognare per noi ha voluto dire per me soprattutto in termini di legacy e di messaggio da lasciare per il futuro. Prima di tutto ho sentito parlare di lavoro e di giovani prima, credere nei giovani, quindi sì, un lascito che è l'infrastruttura, ma un lascito che deve essere anche e soprattutto culturale.
Quindi noi abbiamo messo in piedi una squadra di giovani che sta imparando che cosa vuol dire fare il grande evento. E nell'imparare che cosa vuol dire fare il grande evento, noi abbiamo anche delle responsabilità di raccogliere degli altri fondi. E questi altri fondi vuol dire attrarre degli altri investitori, delle altre imprese. Per esempio, abbiamo cercato di mettere assieme il tema della sostenibilità con un grande investitore per noi che è Enel, immaginandoci appunto di lasciare predisposto un territorio dove, io dico sempre, lasciamo una traccia perché quello che facciamo oggi possa essere servito come stralcio al domani, quindi le colonnine elettriche negli alberghi, una viabilità semplificata, degli impianti che partono dal centro e quindi che facilitano il trasporto e non ci facciano perdere il nostro tempo nelle code. Ecco, noi abbiamo provato ad immaginarci un futuro di questo tipo. Ad oggi i risultati stanno avvenendo, soprattutto ci li stiamo verificando, soprattutto dicevo per questo che è l'entusiasmo locale. Ci sono 17 alberghi in rifacimento a Cortina, c'è una dinamica in termini delle attività della ristorazione molto attiva, sicuramente per chi frequenta Cortina ha visto un inizio di cambio di marcia. Poi non dobbiamo nasconderci dietro un dito, non abbiamo ancora fatto niente. Gli impianti si vedranno l'anno prossimo, non potremo risolvere tutto quanto, ma dobbiamo immaginarci, come dicevo, le cose che siano propedeutiche al futuro. Quindi il cambiamento e il grande evento come occasione di cambio di paradigma. Abbiamo visto dei successi, io poi vi devo anche dire la verità, sono appena tornato da Ore dove ho visto dei campionati del mondo, insomma il nostro è un paese che non ha niente da invidiare, vi assicuro, e neanche io penso alla fine come organizzazione. Quindi la visione, la legacy che riguardi il futuro, i nostri giovani, le infrastrutture, il rilancio del brand di Cortina, perché poi Cortina è anche un brand, è anche un marchio. Allora io dico, scusate, mi viene in mente una cosa, per esempio, no? Adesso c'è questa sfida delle Olimpiadi Milano-Cortina. Mi piace tantissimo, vi dico la verità, mi piace tantissimo perché per la prima volta c'è il senso dello spazio nel mondo. Allora, a me è capitato durante i mondiali di sci di Bormio di trovare la pubblicità della Valtellina e di Bormio in una stazione della metropolitana a New York. E io mi sono chiesto come fosse possibile che ci fosse un errore di marketing così importante. Strutturale, cioè praticamente tu vai in un mondo in cui forse c'è qualcuno che non sa neanche bene, anzi più di qualcuno visto che solo il 30% del Senato americano ha il passaporto, che sa dov'è l'Italia e tu gli vuoi spiegare che la Valtellina è differente rispetto a un'altra zona delle Alpi italiane. Sicuramente un errore, per cui l'idea che finalmente il paese si riconosca in un messaggio unico, io sono stato anche in Corea, e insomma tra gli eventi che riguardavano il ghiaccio e gli eventi che riguardavano lo sci alpino c'erano 5 ore di macchina. Allora io non vedo perché noi quando comunichiamo ai cinesi, ai giapponesi che c'è Milano e c'è Cortina non lo possiamo fare assieme. Questa è una cosa che mi piace. Spero che, incrociamo le dita, queste Olimpiadi vengano assegnate, ma soprattutto che sia un segnale per noi, insomma, che sia un nuovo modo di ragionare. Visione legacy, l'abbiamo detto, la struttura dei commissari ve l'ho raccontata. I giovani e il futuro, ecco, questo è l'altro grande tema. Vedete, per me, quando io parlo di sostenibilità, penso sempre che la sostenibilità è un ragionamento che vada ben oltre l'ambiente. La sostenibilità vuol dire anche la comunità locale, vuol dire anche dare l'opportunità ai giovani, perché se io ho un posto bellissimo, ma i ragazzi di questo posto devono emigrare perché non hanno lavoro, non hanno occasione, io posso avere quanto bello voglio, ma insomma se non ho messo in moto questo tipo di attività ho un problema. Allora, con la 21 Invest, per chi conosce il mio mestiere, io mi occupo da 29 anni, ahimè, di private equity, siamo stati noi come 21 Invest i primi operatori in Italia, per chi, voi sapete cos'è il private equity, comunque sostanzialmente ci occupiamo della crescita
della piccola e media impresa e abbiamo avuto dei casi straordinari. Ho scoperto veramente, vi assicuro, in questi 30 anni delle personalità, degli imprenditori, una voglia di fare. E noi ci siamo specializzati, e questo è anche un altro tema che ho applicato nella struttura qui dei ragazzi che seguono operativamente i mondiali di sci, ci siamo specializzati nell'accettare che tante volte il problema, voi siete imprenditori giovani, immagino che molti di voi siano figli di imprenditori, e io ho provato a immaginarmi che quello che abbiamo applicato con successo alla 21 Invest, cioè quella di accettare che tante volte il valore viene sviluppato attraverso il cambio di paradigma. Cos'è il cambio di paradigma? Il cambio di paradigma è che nella storia ogni tanto ci sono degli scalini. C'è un cambio di tecnologia, c'è un cambio di ragionamento, c'è quella lateralità di pensiero che è quella che ho sposato quando sono partito dopo una tesi con Michael Porter ad Harvard, proprio nell'accettare che il cambiamento, l'anticipare il cambiamento. Quindi noi come operatori di private equity non abbiamo mai avuto la pretesa di entrare in un'azienda ed essere più bravi di qualcun altro a fare il suo stesso mestiere. Abbiamo provato a immaginarci che il cambiamento poteva essere un'occasione. Abbiamo immaginato, per esempio, nelle sale cinematografiche con The Space. Sto andando troppo lungo? Oh, se vi fa piacere continuo. Allora, mi hanno dato 10 minuti, ma poi quando parlo del mio mestiere, questa è un'altra grande fortuna che ho, mi appassiono e mi diverto. Comunque, dei casi, ve ne cito uno: The Space, una catena di cinema, Berlusconi, Warner Village, degli operatori che non riuscivano a far quadrare i conti in Italia, non riuscivano a far quadrare perché il mercato era frammentato e soprattutto il potere negoziale nei confronti delle major, che rappresentavano il 50% dei costi operativi, non veniva mai esercitato. Quindi un settore un po' lasciato alla morte, poi tutti quanti, tanto morirà il cinema perché tutti ci avranno prima i DVD, poi andranno da Blockbuster, poi ci avranno i pay per view, e poi ci avranno Sky, e poi ci avranno le serie televisive, e poi ci avranno Netflix, e poi ci avranno, quindi morirà tutto quanto. Invece noi abbiamo provato a pensare che dal punto di vista sociale avevamo visto dei mercati in cui succedevano delle altre cose. I giovani apprezzavano ancora andare al cinema come un momento e luogo di creazione di vita sociale. Quindi ci siamo rimboccati le maniche, siamo entrati in un settore in cui nessuno guadagnava, abbiamo incominciato a consolidare con delle acquisizioni, ci siamo fatti le spalle più robuste in termini di fatturato, abbiamo sfruttato la tecnologia con il digitale e incominciato ad ammortizzare le sale cinematografiche anche al sabato mattina con l'opera da New York, piuttosto che i documentari per le scuole, piuttosto che le partite in trasferta per le squadre di calcio. Insomma, il food, gli accessori e i libri, e abbiamo fatto le spalle sufficientemente larghe per, dopo 6 mesi, avendo un fatturato ed una marginalità un po' più robusta, di presentarci dalla major e dire: noi adesso vogliamo pagare le stesse cifre che pagano i tedeschi, che pagano i francesi. Cambio di paradigma, un settore che non guadagnava è diventato un settore ad alta marginalità. Ecco, in altre parole, voi siete figli di imprenditori, immagino in alcuni casi, e voi sapete benissimo quanto tante volte io ho avuto la fortuna di scegliere di fare l'imprenditore, tra virgolette, di prima generazione. Mi è capitata l'occasione, non ci eravamo capiti con la mia famiglia su un paio di temi, ho scelto di fare una strada per i fatti miei. Poi, in fin dei conti, era questa la cosa che mi interessava più di qualsiasi altra cosa, guardarmi allo specchio e sapere che ero un imprenditore sul serio. Avevo avuto l'idea, ho avuto l'occasione e quindi sono partito con il private equity. Però tante volte, oggi che guardo dall'altra parte della barricata le cose, mi accorgo, ed è successo sicuramente a tanti di voi, quando si dice era bravo il padre, il figlio un po' meno bravo, ma poi in realtà sono tutte superficialità. Perché capita molto spesso che sì, qualcuno non sia adatto, ma capita anche che qualcuno riesca solo ad immaginarsi il futuro della propria impresa attraverso le proprie modalità, quando invece è cambiato il paradigma. E quindi è come se io volessi far diventare me, che qualcuno non potrà mai diventare me meglio di me stesso, per fare qualche cosa che per quando lui sarà pronto, eventualmente, e sarà la migliore fotocopia possibile di me, saranno cambiate le cose. Diceva Galaviano che per quando troviamo tutte le risposte ci hanno cambiato le domande. Ecco, questo è un concetto che mi piace quando penso all'impresa.
Allora io vi voglio lasciare con un augurio e vi voglio lasciare anche con un invito allo stesso tempo. L'invito è quello di augurarmi che voi da oggi sarete ancora più vicini a questo evento. Scomodo, un grande pensiero politico nel dirvi che chiediamoci tutti alla fine non solo tutto quello che vogliamo, ma chiediamo no cosa ci può dare un evento, ma cosa possiamo fare noi per l'evento, perché questo entusiasmo, questo attivismo locale, questo effetto che poi dà fiducia è parte della generosità di tutti noi. Quindi partecipate più che potete e chiedetevi veramente cosa potete fare. L'altro augurio che io vi faccio è quello proprio in questo contesto di cambio di paradigma, in questo contesto di grande cambiamento, di non stancarvi mai di ritrovare delle nuove strade. Diceva Don Giussani alla fine quando parlava ai suoi, e questo è l'invito che vi faccio e l'augurio, vi auguro di non stare mai tranquilli. Grazie. Beh, Presidente, posso chiederle di sedersi un attimo ancora? Non la faccio andare via. Yes. Cioè, sì, la faccio sedere. Sediamoci. Io però mi siedo da questa parte. Lei non lo sa, però in realtà ha fatto una specie di TEDx su un altro palco, quindi... mi piace citare una sua frase, che è: le cose importanti nel mondo le hanno fatte gli under 30. E mi è piaciuto il messaggio sui giovani, perché insomma lo possiamo dire, ma non va sempre così in questo paese. No, purtroppo è esattamente il contrario tante volte. Io stesso la mia piccola attività, la 21 Invest, l'ho fatta prima di avere 30 anni, a 26 anni. Ha corso anche da indipendente, nonostante... Completamente indipendente, ma sai, il caso era abbastanza divertente, no? Nel senso che avevo studiato un nuovo teorema con un professore che sicuramente tutti conoscono qua, con il quale sono diventato amico, che è Michael Porter, questo grande economista che poi è stato il grande consulente di Clinton, che è stato insomma, il mandato di più successo economico negli Stati Uniti. Beh, insomma, lui, vi racconto questa storia. Lui era un professore emergente di Harvard e a un certo punto stavano per cacciarlo. Stavano per cacciarlo perché lui non pubblicava. E ad Harvard un'unità di misura a quel tempo per l'Ateneo, per vedere che un professore veramente valeva la pena avercelo, era la pubblicazione. E lui aveva inventato questa cosa che è il vantaggio competitivo. In altre parole, spiegava che il concetto aziendale deve partire dall'aggredire il mercato rispetto ai propri concorrenti. Ma soprattutto io là ho capito, più che imparare la sua lezione, il suo metodo. Cioè lui per la prima volta aveva usato quella che noi oggi chiameremo il big data analysis. Cioè lui aveva preso 3.000 casi aziendali e si era accorto che al di là del settore, adesso per chi voi siete troppo giovani, ma negli anni 90, se uno parlava del settore chimico, parlava del settore chimico e non c'entrava niente col settore dell'abbigliamento piuttosto che il settore dell'intrattenimento. Erano dei paradigmi diversi. Beh, invece, storia lunga, fatta corta, lui aveva scoperto che quando le aziende arrivavano alla fine di un ciclo, cioè quando dovevano porsi la questione di quali saranno i prossimi 20 anni, facevano tutte lo stesso errore. E facevano lo stesso errore perché alla fine al centro c'è l'uomo. E l'atteggiamento dell'uomo di fronte al rischio, al cambiamento, è sempre lo stesso. Allora, quando sono tornato da Harvard, io dovevo occuparmi all'interno della nostra famiglia, avevamo fatto allora una diversificazione nel mondo dello sport. Avevamo comprato la Nordica, la Prince, la Roll, mia grande passione, e con Michael avevamo fatto la tesi e avevamo capito che anche se era un settore che guadagnava tantissimo, perché chi stava a monte faceva il fornitore e non voleva integrarsi a valle, il piccolo negoziante non voleva mettere a rompere le scatole alla grande azienda, insomma era un settore in equilibrio in cui quelli in mezzo guadagnavano. E noi invece avevamo intuito, copiando da altri settori, che sarebbe arrivata la grande distribuzione e questo avrebbe fatto cambiare il paradigma. Quindi io torno in Italia tutto bello convinto, mi guardano e mi dicono non hai capito niente. Non hai capito niente perché insomma noi qui abbiamo l'esperienza, abbiamo la cosa che funziona ed è giusto che sia così. E per cui io cito sempre questa frase di mio padre che mi disse
sono fiero di te ragazzo perché insomma hai fatto questo, hai cambiato la storia, insomma, hai portato avanti la nostra famiglia perché sei andato alla Goldman Sachs, sei andato ad Harvard, mi piace la tua personalità perché sei diverso e sai che cosa vuoi fare, hai le idee chiare, però tra te e il management prendo il management, no? Allora, non ha rischiato, insomma. Praticamente non ha rischiato, no, ma lui insomma, forse voleva rischiare in un'altra maniera, allora là ho scoperto che ero imprenditore, perché avevo 26 anni e ho detto no, io sono convinto invece che qui ho trovato qualche cosa. E per cui anche se avrei una strada molto più facile, perché potrei entrare nel gruppo, sono già blasonato, insomma tutto funziona, faccio... Mia madre che piangeva, dice come fai così giovane, no? Cioè già essere così presuntuoso. Però in realtà non era un fatto di presunzione, ho detto, ma insomma io mi siedo al tavolo da gioco e gioco le mie carte. E da là è nata proprio questa convinzione che poi è diventata autoalimentante, che alla fine si trovano correlazioni tra cose diverse. Cioè no? ha rischiato. Ora, parlando di rischio, io non posso, sto stravolgendo completamente la scaletta, non so cosa succederà dopo, volevo anche dire, chi non c'è non viene a cena, cioè chi non è seduto qua stasera non viene, ve lo giuro. Se parliamo di rischio e di velocità, non posso non chiamare un 15 mondiali, un imprendibile, un irraggiungibile, Giacomo Agostini. Ciao. Certo, ma io avrei continuato anche a parlare di sostenibilità. Oggi è venerdì, tra l'altro, ma il venerdì è la giornata del clima, c'è stato un appello anche da parte sua. Benvenuto! Buonasera. Ciao. Buonasera. Sì, basta finanza, adesso andiamo in moto, parliamo di velocità e basta, vero? Sì, parliamo di velocità, ma tra l'altro di cadute anche, di cadute. No, non di cadute con la moto, di cadute, immagino un giovanissimo che arriva e dice voglio fare judo, voglio imparare a cadere. Ora, in MotoGP imparare a cadere è una cosa importante perché se cadi bene, cadere, senza fare nomi. Cadere è meglio, non si può imparare. Beh, qualcuno lo fa. No, non si può imparare. Non si può imparare perché dipende, non si cade sempre alla stessa maniera, capisci? Quindi è difficilissimo. Anche a me spiegavano quando ho iniziato la mia carriera che devi imparare a cadere. Difatti lo dicevano anche, ma non era vero. Era vero perché una volta cadi curvando a destra e cadi in una maniera diversa di quella che magari puoi cadere in un altro Gran Premio, quindi puoi cadere non si deve cadere. Quando dicono ma io cado, cerco il limite, io cado perché vado e cerco il limite, ma il limite credo che tu lo debba trovare in te stesso, cioè il limite te lo dà la madre natura, capisci? Cioè, io mi ricordo quando correvo che c'erano dei piloti magari che mi seguivano e alla fine dicevo l'hanno sempre seguita alla fine, io ti ero, cioè, in generale l'hanno sempre seguita, dico. Sì, dico, ero dietro di te e tu non sei caduto, io sono caduto. È perché probabilmente è perché ognuno ha il proprio limite, capisci? Cioè è questo dono di natura che tu hai, quindi tu hai un limite a 90 e l'altro è il limite a 100, capito? Ma quando correva qual era il suo limite? Il limite lo sentivo nelle mani, lo sentivo nelle gambe, sai, tu cavalchi questa moto, cavalchi le due ruote, quindi... Lei lo sentiva nelle gambe, ma c'è chi ha scritto non posso credere che sia un essere umano, questo perché la qualità fisica era oltre, cioè una persona che in qualifica, lasciandole libere, low profile, cioè, quinta posizione facendo finta di niente, e invece poi... Ma sì, è perché, ma anch'io tante volte mi chiedevo, io riesco ad andare più forte di un altro, ma non lo so nemmeno io quando mi chiedevano ma perché, ho detto non lo so, cioè il mio limite arriva là, il limite suo arriva meno o di là o di più. Si dava dei limiti, si dava una disciplina, stava lontano dalle donne prima della gara, questo assolutamente lo so, no. Assolutamente no. Anzi. No, perché quello è un aiuto, capito? Poi se potevo stare vicino a una bella ragazza come te, quindi avrei avuto forse ancora... Siamo troppo distanti. Invece Alessandro di mezzo. Ma no, ma sai, poi la donna ti dà sempre la carica, capito?
vuoi dimostrare di essere bravo, vuoi dimostrare a lei che sei il più forte, eccetera. Giacomo lo diceva in maniera ancora più cara Nelson Piquet. Nelson Piquet diceva questo in maniera ancora più chiara. Beh sì, per lui tutto ruotava attraverso questo interesse. Beh, però effettivamente direi che se vuoi, perché dico sempre che vincere un campionato del mondo è molto difficile, e ripetersi che è ancora più difficile, perché quando vinci e sei campione del mondo poi incominci a dire, tanto io sono il più bravo, e quindi magari trascuri delle cose, trascuri una preparazione, anche psicologicamente si cambia. Invece l'importante è non cambiare, avere sempre come fosse il primo titolo, capito? Cioè, non pensare oggi o io oggi sono il più bravo perché ho vinto il campionato del mondo, eccetera. No, avere sempre paura di perdere. Io avevo sempre paura di perdere. Però... Difatti ecco perché vincevo. C'è qualcosa che vi accomuna comunque, c'è un po' una commedia degli equivoci, cioè un padre che dice no vabbè preferisco, insomma, e anche con lei è successo. Mio padre? Certo, è arrivato il notaio. Ah, lo sai? Però informato. Beh sì, effettivamente poi ai miei tempi purtroppo la sicurezza era quel che era, le piste erano pericolosissime, i caschi erano quel che erano, era una scodella. La prima caduta è stata a 9 anni, in mezzo alla piazza del paese, non arrivava a toccare. Brava. C'ero, lo so. Dico. Ah, c'eri? Quindi cosa stavo dicendo, delle cadute? No, stavamo dicendo suo padre non era notaio. Allora arriva il notaio che, no, perché mio padre non voleva, difatti io avevo questa grande passione, lui mi aveva regalato un motorino a 9 anni, io ero un aquilotto bianchi a rullo, che quando pioveva dovevo pedalare perché non andava avanti. Però naturalmente lui poi la moto da corsa non voleva firmare, io a 18 anni potevo correre ma con il permesso dei genitori, con la firma. E niente, non c'era niente da fare. Un giorno vado con lui da un suo amico notaio per una cosa che doveva fare, e il notaio mi ha visto un po' così, un po' triste, eccetera, e insomma ha capito che il papà non voleva che io corressi, eccetera. Lui, e il notaio ha insistito e ha detto ma no, guarda che lo sport fa bene, eccetera, eccetera. Quindi ha convinto mio padre a firmare, anche perché lui ormai era stanco, perché tutti i giorni lo distruggevo, che volevo questa firma, eccetera. Però poi alla fine ci siamo resi conto che il notaio aveva capito che volessi correre in bicicletta e non in motocicletta. E quindi anche lì Dio mi ha aiutato, perché poi sono scappato subito a fare la licenza. Però poi fatta la licenza mi serviva la moto. E la moto mio padre non me la comprava, anzi addirittura avevo 18 anni e qualche mese. E mi regalò una Giulietta Sprint, che io mi aspettavo una 500, mi ha regalato una macchina bellissima ai tempi, una Giulietta Sprint rossa, e dico madonna, mio padre quanto bene mi vuole, che sacrifici ha fatto per comprarmi questa macchina così bella. Ma lui l'aveva fatto sperando che io con questa bella macchina perdessi un po' l'amore delle due ruote, capito? Invece niente da fare, sono riuscito tramite un concessionario di Bergamo. Mi ha aiutato, mi ha dato una moto, mi ha detto poi me la pagherai a rate, non so, credo all'epoca 2 o 3 mila lire al mese. Solamente che la prima gara è stata la Trento-Bondone, sono arrivato secondo su 40 piloti, secondo, il meccanico era il panettiere del paese, quindi figuriamoci. E quindi da lì poi secondo, poi ho incominciato, mi hanno preparato la moto un po'. Perché la mia moto era abbastanza una moto così, non da competizione, era una via di mezzo. Poi me l'hanno migliorata, ho incominciato a vincere, e da lì poi ho fatto un contratto con la Moto Morini, sono diventato ufficiale. Mi ricordo che il primo contratto il commendatore Morini mi ha offerto 200.000 lire al mese, e io ero felicissimo, dico almeno riesco a pagare le rate della moto che avevo comprato, e da lì poi la mia carriera è iniziata. Diciamo e anche mio padre ha dovuto accettare. Centriamo il titolo, cioè la velocità, anche se quando si pensa a velocità si pensa molto a fretta. E allora torniamo indietro, siamo nel 1965, siamo in Giappone, si stacca il condensatore. Da lì lei diventa un puntigliosissimo, nonostante sia circondato da team pazzeschi, va a controllare. Come si mette insieme alla velocità tutto ciò?
Beh sì, la velocità, se vuoi vincere, la velocità ci deve essere, perché sai, dicono sempre che il secondo è il primo dei perdenti, quindi bisogna sempre vincere, per vincere devi andare forte. È un po' come anche nel lavoro devi essere veloce se vuoi produrre, altrimenti... sì, in Giappone purtroppo era nel 65, era il mio primo campionato del mondo, cioè partecipavo a questa campionato del mondo, siamo andati in Giappone e se vincevo la gara sarei diventato campione del mondo. Ero in testa, sognavo ormai, piangevo, mi scendevano le lacrime perché ero primo, ero campione del mondo. A 6 giri dalla fine mi si stacca un filo di un condensatore, purtroppo saldato male, e ho perso questo titolo, quindi lacrime, dispiacere, perché insomma sai, perdere un campionato del mondo per una cosa che fatta male è di un valore di 5, anche lì era difficile controllare, capisci? Perché da lì è iniziato, io lo so. Però poi certo, poi ho capito che erano le piccole cose che facevano, che ti aiutavano a vincere. E quindi io dopo le prove ero sempre seduto su uno sgabello con la tuta con i miei meccanici, parlando, vedendo, spiegando le mie sensazioni, tutte queste cose, quindi sono sempre stato vicino. Il valore delle persone conta molto di più. E posso dire una cosa che stavi facendo che allora è molto utile, probabilmente conscio in maniera... Stavi creando una cultura, cioè i tuoi meccanici stavano capendo che se volevano lavorare con te dovevano avere una certa attenzione al dettaglio, e questo è molto importante. Sì, perché questa è una qualità dei leader. Quando io sono andato all'MV Augusta, una grande azienda, quindi io ero piccolo ancora, eccetera, e sempre chiedevo: senti, hai bloccato il manubrio, hai fermato questo? E loro mi hanno un po' guardato dicendo: senti, ragazzino, non rompere, stai tranquillo e cerca. E io mi ero sentito un po' così, un po' offeso di questo. Comunque dico, beh, sono tutti professionisti grandi, quindi. Però un giorno siamo a Modena e sto provando, e c'era anche Enzo Ferrari in quell'occasione, che venivano a provare le macchine all'autodromo di Modena, e quasi cado perché mi si rompe la catena, mi si stacca la catena, e se la catena si blocca nella corona, si blocca la ruota, quindi potevo farmi del male, forse anche tanto male. Allora, finito questo, ho detto ai miei meccanici: se permettete, cioè io non è che voglio essere superiore a voi, però 4 occhi sono meglio di 2, quindi se vi chiedo qualcosa ve lo chiedo perché voglio che vada bene per tutti, cioè se vinco io vincete anche voi, vince l'azienda. E quindi poi da lì abbiamo trovato il rapporto giusto per poter continuare. Infatti io all'MV sono stato 12 anni, ho vinto 13 titoli mondiali, poi da lì ho dovuto cambiare perché tecnologicamente all'MV purtroppo non riuscivamo più a recuperare i cavalli per la velocità, capito? I cavalli per vincere. E quindi ho dovuto cambiare con malincuore, sono andato alla Yamaha in Giappone, lì ho vinto ancora 2 titoli mondiali, e anche lì ho creato un'altra nuova famiglia, quindi direi che è stato per me una grande soddisfazione. Poi alla fine, vincendo tanto con l'MV, sembrava, diciamo, sì, Agostini vince perché c'è questa moto fantastica. Questo è vero, era una moto fantastica, però ci vuole la moto e ci vuole anche il pilota. Bisogna concludere qui, però un flash, 30 secondi, giovani, sostenibilità, abbiamo parlato Cortina, sostenibilità, noi sposiamo con 21 Invest Shared Value, cioè concepire la sostenibilità come una cosa che riguarda tutti quanti, e riguarda soprattutto le comunità locali e riguarda anche i giovani. Ho sentito prima questo commento sulla scuola, mi era piaciuto molto, no? Come nel nostro paese tante volte venga sottovalutato l'importanza della formazione. Allora, mi è venuto in mente, volevo dire proprio in riferimento a quello che ho ascoltato, che si possono mettere assieme questi 2 concetti, il cambio di paradigma e quindi il cambiamento e accettare. Allora, vi racconto questa cosa: negli Stati Uniti, dove sappiamo tutti quanti che insomma non sono i più formati sui teoremi degli studi dei classici, per esempio,
Adesso io ho una figlia che fa il liceo classico e ho scoperto adesso che sta facendo l'application per le scuole americane che tutte la vogliono. Allora mi sono informato e ho scoperto che nella Silicon Valley gli americani, che sembrano gli ultimi, ma che poi quando c'è l'occasione arrivano per primi perché cambiano, stanno incominciando ad assumere dei giovani laureati in storia e filosofia per dirigere le aziende di tecnologia. Ecco, questa è, quando si parla di cambio di paradigma, di intelligenza laterale, dell'importanza della formazione dei giovani, ricordiamoci che alcuni paesi che sono più avanti non magari perché sono partiti prima, ma sono più avanti perché cambiano più in fretta. E ancora una volta il vostro concetto di velocità e cambiamento. Alessandro Benetton, Giacomo Agostini. Tra l'altro è arrivata l'analisi costi buonasera e benefici sul 2026, ieri dalla Sapienza, quindi vediamo. Ma non apro questo discorso perché ci vediamo dopo, ci vediamo dopo. Allora, noi parliamo di velocità, c'è da dire che adesso per presentarlo, Chief Innovation Sustainability Value Strategy Officer Banca Mediolanum, Oscar Di Montinini, sono anche incartata. Prego, posso presentarti con una frase che mi piace di te? Prego, sai buonasera. Che su Google vengono fuori le sue frasi più famose e a me ne colpisce una che dice: gli esseri umani sono ancora la migliore tecnologia che esista su questo pianeta, le macchine sono un programma, l'uomo è un progetto, le macchine danno risposte, gli uomini si fanno domande, fatevi domande su tutto. Grazie. Buonasera. No, le buone maniere. Allora, mi è stato chiesto di parlarvi di, ovviamente, velocità. E l'altra riflessione che viene fatta, mi ha già abbandonato il giraslide? L'hanno messo? No, giraslide, sono campione del mondo di giraslide. L'abbiamo provato prima. Scusate, lo so, ma faccio la prova, non mi contate questi secondi, Vediamo se becca anche da qua, o c'è un giraslide più veloce? No, ok. No, perché mi verrà un crampo alla fine della serata, perché c'ho un sacco di... Ci abbiamo l'altro? Scusate. Arriva? Perché abbiamo... Guarda, voi non lo vedete, io vi chiederei la gentilezza di fare un applauso a un ragazzo che è tutto il giorno che sta salendo, scendendo, perché c'è solo un tecnico e mezzo in tutta la sala che fa audio, luci, gira slide. È arrivato? Ok. Questo non è il mio, speriamo che funzioni. Ok. Vediamo. Ok. Mazza, qua ci vuole bodybuilder per girarle. Ok, allora ho provato a fare una riflessione da condividere con voi su tutto ciò che dovrebbe esserci necessario per andare veloci. Quello che vi condividerò oggi non vuole necessariamente essere in maniera esclusiva frutto di una mia esperienza nella dimensione lavorativa dove io tutti i giorni opero, che è quella di una banca. Peraltro io oggi sono Chief Innovation Sustainability and Value Strategy Officer di Banca Mediolanum, ma sono stato per 8 anni e mezzo a capo di tutta la comunicazione e il marketing. Prima ho fondato un'università aziendale, la nostra Corporate University, che è stata recentemente nominata come la seconda miglior corporate university al mondo, e quindi quello che vi condividerò oggi in realtà è frutto di una riflessione da diverse prospettive, anche perché poi io nella mia vita privata mi diletto, invitato da alcuni luoghi in giro per il mondo, a condividere alcune ricerche con filosofi, artisti, scienziati, soprattutto neuroscienziati ed economisti. Quindi oggi, diciamo, solo in parte ho la veste di uomo di banca. Malcolm X, che è stato un uomo molto discusso per il suo orientamento politico, sociale, non solo, era solito dire questa frase:
Io chiaramente non vi cito Malcolm X, che non ho incontrato, per cui non lo giudico per la sua storia, il suo impegno civile, per quanto sia stato un impegno espresso in maniera importante, ma perché credo fortemente in ciò che lui ha dichiarato. E vi ho sottolineato la parola educazione e futuro, perché non c'è, così partiamo già dalla fine, non vi è alcuna possibilità di andare veloci se tu non sei educato a farlo. Ok? Cosa significa educazione? Proviamo ad indagarlo. Allora, niente. La parola educare deriva dal latino ex ducere, cioè tirare fuori. Quindi il secondo insight che condivido con voi è che non avete bisogno di nulla. Sono un po' stufo dell'ennesimo convegno sull'industria 4.0. Da quant'è che non viene organizzato un convegno sull'industria 3.0? 2.0. Cos'è sto 3.0, 2.0, 4.0? Ve lo siete chiesti? Sì? No? Chi si dichiara un professionista 2.0 di qualche cosa? 1.0. 2? 3? Siete vivi? Guardate, è importante anche una partecipazione attiva. Vi racconterò di alcune mie esperienze personali che sfrutto nella narrazione per raccontarvi il concetto di velocità. Sono 5 esperienze. La prima è questa. Era il 1999 e mi trovo in Bhutan. Sapete dove è il Bhutan? Il Bhutan è tra il Nepal, il Tibet e l'India e sono stato parecchi giorni in questo luogo. Però porca miseria. Dove ho scoperto il segreto dell'indagine. La prima parola chiave che vi condivido è indagini. Ragazzi, dobbiamo fare qualcosa per il giraslide perché non ce la facciamo. Ho 157 immagini. La verità è che per essere nell'evento della velocità è complicato. E sono stato in questo luogo, qui dove sono stato educato per prima volta al concetto di indagare. E quindi vorrei condividere con voi l'idea di indagare la velocità. Qualcuno di voi fa immersioni? Ok. Spero che a voi, come a noi, non vi abbiano fregati da piccoli quando... Qualcuno di voi ha fatto l'esercizio di colorare dentro i margini? Lo fate ancora adesso con i vostri figli e nipoti? Fate i fighi quando colorate? No, adesso faccio vedere io, no? Gli pigli Cenerentola e inizi con l'azzurro, i capelli biondi. Guardate qua.
Bene, facciamo un esperimento sulla velocità della vostra attenzione. Non è un test di intelligenza. Siate sinceri, non siate pigri, alzate il braccio alla domanda quando avete la risposta che vi riguarda. Questo è un test fatto da alcuni colleghi, amici neuroscienziati in un lago ghiacciato in Islanda. Dividete il video in 4 quarti identici. Quanti di voi si sono accorti, anzi, 4 quarti più l'immediato inizio e la fine. Quanti di voi si sono accorti al primo fotogramma? Primo fotogramma significa che tu accendi la televisione e ti compare il canale al quale l'avevi spenta la sera prima, giusto? Giusto? E vedi improvvisamente che il primo fotogramma c'è una pista dove ci sono delle persone che girano su una motocicletta. Tu dici una gara al primo fotogramma. Non dici è il parcheggio di un supermercato, fammi vedere bene. Chi si è accorto al primo fotogramma che era una testa in giù? Perfetto. Chi si è accorto nel primo quarto? Non è un test di intelligenza. Chi se n'è accorto nel primo quarto della durata del video? Chi se n'è accorto in prossimità della metà? Chi se n'è accorto nel terzo quarto? Non fate i pigri, santo cielo, dobbiamo essere... Come? Chi se n'è accorto? No, purtroppo, spero di no, perché se arriva tutti alla fine, visto il titolo che portate, abbiamo un problema. Chi se n'è accorto nel quarto fotogramma? Il quarto? Quindi o siete pigri o la situazione è gravissima. Perché l'ultima domanda è chi se n'è accorto alla fine, cioè che ha detto, oh cazzo, sta una testa in giù. C'è almeno uno? Bene, c'è sempre in tutto il mondo, fatto a Tokyo, fatto in Messico, state sereni. Vi hanno fregato da piccoli quando vi hanno costretto a colorare dentro i margini. Quando sei un bambino tu devi colorare dentro i margini perché stai addestrando una funzione motoria, non hai il controllo non conosci, non sei educato a controllare i tuoi gesti e ti viene dato un esercizio che per la tua età è funzionale ad acquisire una conoscenza, che da grande quando fai il figo hai acquisito, da piccolo no, non sei stupido, non sei educato. È chiaro? Dopodiché cosa accade? Che in questo video c'erano un sacco di riferimenti che hanno costretto il tuo cervello, in maniera inconscia, a dire lo so. Il palloncino, quando lo liberi, dove va naturalmente? E la carriola, quando l'appoggi durante i lavori che fai, dove l'appoggi? E quando sei a Jesolo devi trascinare qualcuno per fare la pista delle biglie, a patto che si faccia ancora, non lo so. Le sue chiappe stanno appoggiate per... Il cervello come funziona? 1, 2, 3, 4, lo so, bene. So la scena. Qual era quell'elemento che vi poteva dare immediatamente, il primo fotogramma, l'indicazione che c'era un'anomalia nel sistema e che quindi doveva destare la tua attenzione da imprenditore e dire cazzo sta cambiando il mercato, aspetta un secondo, aspetta un attimo, questa volta non pigliamo quella strategia perché sta cambiando la scena? Le bolle. Tu lo sai che le bolle naturalmente sott'acqua di ossigeno vanno verso? Ma siccome è un dato periferico e il tuo cervello ha già detto sì a 4, 5, 6, 7 cose, accade a livello neurologico che tu non consideri quel dato. Lo scarti perché il cervello funziona per ordine di importanza. Tu in questo momento non stai registrando a livello conscio tutte le informazioni di questa sala. Purtroppo tu non hai nemmeno registrato un'informazione centrale per la tua sopravvivenza. Dov'è l'uscita di sicurezza? Eppure è entrata nel tuo campo visivo quell'informazione quando sei entrato qua dentro, ma non l'hai registrata. Perché? Perché non è importante. Appena si dovesse accendere un incendio, capisci che quel dato non sai dove cacchio l'hai depositato. E se non hai risposto al primo fotogramma, significa che da quell'istante in avanti, nel frattempo in azienda, tu stavi prendendo decisioni. E se anche tu come me, io ho gestito fino all'altro giorno 230 collaboratori e 89 milioni di euro di budget da gestire per la terza banca italiana. Se io sbaglio all'inizio un investimento che magari è la sigla di un contratto triennale con un fornitore che bla 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 bla, non è che se dopo mi accorgo che è cambiato qualche cosa cambio, giusto? E se tu compri un macchinario che stampa certe cose ad una certa velocità, ad un certo prezzo, con un certo impatto su, e non sai che nel mondo sta succedendo una cosa, per cui quando arriva quella cosa tu dici porca miseria, devo ancora ammortizzare il costo dell'acquisto della macchina e questi stanno già coi droni, oggi tu sei morto, defunto.
E perché te lo dico con questa cattiveria? Perché attaccato a te muore tutto il paese, visto quello che tu fai in questo paese. Non sarò... Che è successo alle slide? I tuoi occhi non sono educati come i miei a guardare al di là di ciò che vedi. Questa è una mappa appesa in una scuola elementare dove, secondo te? In Italia? Tu pensavi che in tutto il mondo, nelle scuole elementari, ci fossero delle mappe geopolitiche appese che esprimessero quel messaggio che è lo stesso della tua scuola nella quale sei andato? La risposta purtroppo è sì, eri convinto che ci fosse sempre l'Italia. E dove vai nel mondo, la mappa geopolitica appesa nelle scuole elementari cambia e i bambini crescono tutti convinti, come canta Lorenzo nella sua canzone, di essere l'ombelico del mondo. Fino a ieri era possibile. Oggi, alla velocità a cui il mondo sta andando, è l'errore più grave. E infatti tutti i sistemi geo-economico-politici stanno cercando di affermare la propria centralità, non comprendendo l'unica cosa di questo tempo, che non c'è più centralità, perché tutto va velocissimo e il centro di gravità continua a cambiare. Ma il programma neurologico che abbiamo, alto-basso, ci impone un approccio al mercato, che è l'unico che il tuo cervello conosce. Se poi può bastare, sappi che il sistema ti vuole assolutamente ignorante. Quando dico ignorante, non dico che non sai le cose, che non so le cose, che non sappiamo le cose, dico che il nostro paese, l'Italia, è il paese più analfabeta in Europa, è seguito solo dalla Turchia per alfabetizzazione funzionale. L'alfabetizzazione funzionale non significa saper leggere o saper scrivere. L'alfabetizzazione funzionale significa saper leggere ma non capire una mazza di quello che hai letto. Oppure aver compreso il senso del testo ma non saper confrontare questo con qualcos'altro che qualcun altro sta leggendo da un'altra parte del mondo e che fino a ieri viveva, nasceva, comprava e vendeva a casa sua. Adesso vive, cioè nasce, vive, vende, compra a casa tua e se tu non lo conosci, non lo comprendi. E se lui è più... Chi si è comprato l'Inter e il Milan? Quando si gioca di solito il derby, quando è previsto il derby nella giornata di campionato? A che ora? Alle 20:30. Di che giorno della settimana? Perché? Perché c'è più gente a casa, hai già portato tua moglie all'Ikea, il bambino ha fatto la festa, hai fatto la spesa, hai fatto tutto, cazzo, mo mi guardo la partita di calcio, diritti televisivi. L'hanno comprata i cinesi, dopo 2 settimane c'era il derby di Milano. Quando si è giocato? Alle 12:30, mentre tu eri all'Ikea. Perché? Perché in Cina devono fare il ROI. Perché non hanno comprato la Scala di Milano? Pensi che non abbiano i soldi per comprarsi la Scala? No, perché non c'è il mercato. Italia. Secondo insight. Quando incontrai nel 2014 Sua Santità il 14° Dalai Lama, seconda parola che voglio condividere, conoscenza. Mi tolsi il gusto di chiedergli, scusate accelero perché tra slide e quant'altro rischio di andare fuori col tempo, c'è un sacco di cose a dirvi. Mi tolsi la curiosità di chiedergli se fosse vera questa frase che gli viene attribuita. Sapete tutti gli aforismi che girano su Facebook? Gandhi ha detto, il Dalai Lama ha detto, Einstein ha detto, che poi l'avranno detta veramente, sta roba non lo sa nessuno, sono quasi tutti morti. Questo era vivo, io l'ho incontrato e ho detto, adesso mi devi dire se è vero che hai detto questa frase. Proprio il gusto infantile, no? Non esistono uomini nati sotto buone o sotto cattive stelle, ma solo uomini che sanno o non sanno leggere il cielo stellato. Risposta, sì. Tu sai leggere le stelle? Prova a metterti qualche stella nel cielo. Dobbiamo educarci ad avere le giuste informazioni, conoscenza. Dobbiamo aiutarci a non essere più così ignoranti nell'alfabetizzazione funzionale, correlare le informazioni, perché noi oggi viviamo in un'abbondanza di informazioni che non sappiamo nemmeno più ricercare, a cui non sappiamo attingere e che non sappiamo organizzare. Qual è l'ultima volta che hai letto un articolo dall'inizio alla fine o addirittura 3 articoli dall'inizio alla fine dello stesso giornale? Ti dico io, mai. Titolo, WhatsApp,
estratto, lettura veloce. Il tuo cervello non funziona così. È una stronzata di Zuckerberg questa, che ti vuole ignorante. Dopodiché io ti proporrò come correlare dei puntini, ma poi lo scopo è che tu te li correlli a modo tuo. Io non so cosa tu faccia nella vita, lungi da me da insegnarti qualunque cosa. Quindi proviamo a fare velocissimamente un momento di conoscenza. Puntini sulle stelle. Tra il 2020, 2030 e 2045, adesso sta arrivando il 2050, date da sempre adottate da almeno 30 anni come momenti miliari in cui si sarebbero manifestati dei trend. Se tu vai a prendere i pamphlet del World Economic Forum di 15 anni fa, troveresti che si diceva nel 2020, e sono sempre ricorso a queste date, 20, 30, 45. Non sto dicendo che il 31-12 del 2019 vai a letto come no, il Millennium Bug, ti svegli e non si accende la luce. No, sto dicendo che ci sono momenti nei quali a un certo punto i trend emergeranno, le acque si ritireranno e tutti diranno «Oh, un'isola!». Solo che chi sa leggere il mare sa già che quando ci sono le secche, là sotto c'è della terra, quindi non ci passa sopra. Vi è chiaro il concetto? I vecchi naviganti leggevano le stelle, non è che avevano tutti gli strumenti che avevamo noi, sapevano leggere i segni. Ci saranno 4 grandi driver che ridisegneranno il vostro mondo, il vostro mercato, il vostro business, le vostre famiglie, la vostra vita, il vostro cervello. Uno, la demografia. Il mondo si sta ripopolando da est a ovest, da sud a nord. Noi siamo l'ultima generazione di questa specie, di questo momento noto dell'umanità che ha popolato il mondo da nord a sud, da ovest a est. È finita. Noi siamo l'11-14% i bianchi della popolazione planetaria. È un gioco finito. I gialli sono 40%. È un fatto aritmetico. Piglia tuo figlio, cazzo, fagli studiare cinese. Lo devi capire. Assumiti gente che parli quella lingua. Cinese, arabo, russo. Fai studiare a tuo figlio la cultura cinese. Fagli studiare i neri, scusate, sono volgare, voglio sottolineare i colori, se no non ci capiamo. Capite? È un fatto aritmetico, non c'è nulla da difendere, sono di più. È un dato, è un mercato di clienti, fornitori, tutta la tua value chain deve tenere conto di. Guardate quanto è cresciuta la popolazione planetaria nei secoli. Noi non siamo abituati, guardate questo dato è eclatante. Quando tuo nonno forse era vivo, e tu sei frutto dell'educazione dei tuoi genitori come me, che era frutto dell'educazione di tuo nonno, per cui c'è qualcosa nella tua vita che è ancora frutto di quello che tuo nonno pensava fosse giusto o sbagliato, alto, basso, mercato, non mercato, di un mondo che era occupato per da un numero di persone che era 1/8 di quello che ci sarà tra poco tempo. È come se in questa sala, improvvisamente, quanti siamo? Chi sa dirmi quanti siamo? Secondo 200. È come se improvvisamente diventassimo 400, 800, 1600. Finché da 200 passiamo a 400, la regola sociale del nostro stare insieme regge. Appena diventiamo 800 iniziamo a dire quando siamo 1600 vi ammazzate come cani e non c'è regola sociale, non c'è business, non c'è collaborazione, non c'è vecchia amicizia, perché c'è sopravvivenza, perché la stanza non cambia, è sempre quella. Quindi, come si venderà l'acqua a quel bar, a quella madre che ha un figlio anch'essa come quell'altra? Quale narrazione, quale comunicazione di marketing, quale forma deve avere il prodotto, di che materiale deve essere fatto? O puoi pensare di stare all'angolo di una strada di Londra e vendere un'acqua che uno capisce e l'altro no? O pensi che cacciando fuori tutti quelli diversi tu venderai tanta acqua solo a quelli come te? È business, non sto facendo politica. Anche perché quando uno ha fame, ragazzi, entra. Quando uno ha fame, scavalca, scava, entra. Mai come in questo mondo della storia dello... C'è qualcuno che... C'è Salvini in zona, no?
battutaccia, è un grandissimo... No, vabbè, rischio di essere frainteso, mi fermo. No, dicevo, grandissima intelligenza nel breve. Costruisci un muro, tanto... Vabbè. No, perché mio figlio non sarà preparato all'incontro, perché non ci sarà stato un sistema che l'ha educato all'incontro con la diversità e l'avrà illuso che in una società liquida una barriera fisica possa ancora svolgere una funzione. Lo capisci che il mercato è liquido? Tu in un mondo dove schiacciando un bottone col web sei dappertutto in tempo reale, tu pensi che alzare una parete possa bloccare una domanda? Cazzo, è sbagliatissimo neurologicamente, lo dice la scienza. Vabbè. Altro dato legato alla demografia, 8,3 miliardi di persone che vivranno il pianeta in quella data, questa è la concentrazione nelle grandi città, occupati delle grandi economie nelle grandi città, perché se tu fai macchine che si guidano da sole, oppure che ne so, car sharing, è improbabile che a Cortina arrivi il car sharing, è più probabile che arrivi prima a Milano, giusto? Bene. E questo sta la concentrazione del prodotto interno lordo in giro per il mondo. 2, sensibilità all'ambiente. Lo stile di vita che abbiamo tenuto è fuori servizio, basta, è fuori offerta. Negli ultimi 25 anni ci siamo bruciati il 10% della flora e della fauna di questo paese. È un tema d'attualità. I nostri cervelli non sono abituati a gestire una complessità di questo tipo. Un pianeta millenario distrutto per il 10% in 25 anni. Eri già nato che è partito questo ciclo di distruzione. Questo è come questa è la quantità di pianeti, terre, che dovrebbero avere alcuni popoli per continuare a vivere con lo stile di vita che hanno. Avremo bisogno di 1,7 pianeti come media. Quindi se la Corea non cambia stile di vita, consumo dell'acqua, consumo di energia, cioè la domanda che fa la sua terra per mantenere il suo stile di vita, dovrà andarsi a cercare altre risorse. Quindi se tu sei nel business delle risorse è un mercato pazzesco. Preoccupati di non vivere in una terra dove per i coreani tu potresti essere una risorsa interessante, perché a un certo punto verranno e ti si prenderanno. Riuscite a seguirmi? Quindi se vuoi fare una bella exit, sei a cavallo. Se devi lasciare l'azienda a tuo figlio, hai un cazzo di problema. Uso le parolacce perché mi sembrate un po'... Vabbè. E il pianeta, nel 2018, in quella data dell'anno, consumerà la sua capacità di dare risorse stante la domanda che gli stiamo facendo, quindi entra in riserva. Nel 1970 un anno era sufficiente al pianeta per rigenerarsi. È come se tu partissi da Milano per venire a Cortina e verso Treviso è finita la benzina, ma tu devi andare a Cortina. Tecnologia, terzo driver che ridisegnerà completamente il pianeta. Verremo pervasi da realtà virtuale, realtà aumentata, blockchain e intelligenza artificiale. Stampanti 3D, si stamperà tutto in 3D, tutto. Cibo, ossa, organi, figli, tutto. No, non ridete, tutto. Lo dice un mio amico che è stato il primo scienziato italiano a sequenziare il codice genetico. Silicon Valley, Riccardo Sabatini, 40 anni, di Cremona, in laboratorio si fa tutto. Genetista, fisico-quantistico, si fa tutto. E che non è molto etico farlo, che è diverso da non si può fare. Quello è non si deve fare, non si può fare. IoT, avete sentito parlare dell'IoT, no? Internet of Things e dell'IoE. L'IoT diventerà Internet di tutte le cose. Qualcuno di voi ha in azienda l'Internet di tutte le cose? Lo sta già adottando? Ok, sapete cosa sono questi? Giocattoli interattivi. E questi sono gli investimenti degli ultimi anni dei grossi player che investono in giocattoli interattivi. Perché ti sto dicendo che devi tenerne conto? Perché l'IoT non è una moda. Perché quando questo bambino crescerà, cresciuto in una dimensione di totale interattività con i giocattoli, cercherà un mondo interattivo. Quindi il device che tu gli vendi dovrà essere una cosa che fa funzionare tutto a casa tua.
Oppure il tuo servizio, che è una parte di una domotica di una casa, dovrà parlare col suo cellulare, perché lui sarà cresciuto in un mondo dove tutto era interattivo dal primo giorno. E siccome vedo che non vi raggiungo, vi sto dicendo, tu mi hai messo questi occhiali? Scusate, voglio farci sentire, si sente un po' la pressione che vi sto mettendo, vi sto un po' antipatico? Voglio rendermi antipatico. Prego? 2 volte antipatico? Tu dici, ma quante volte vuoi stare antipatico? No, stasera, poi stasera c'è la festa, andiamo al Falloria, si balla, ci dimentichiamo tutto, va tutto bene, ci incazziamo col governo, col Papa, con tutto, e domani si ricomincia. Nel frattempo i nostri consumatori stanno crescendo mettendo questi. Questo significa che stanno facendo quello che sei è frutto di come il tuo cervello ti sta usando. Il tuo cervello viene plasmato da esperienze di vita reale, non la mente, il cervello, ok? Quindi se tu non hai mai fatto questa esperienza, il tuo cervello non è stato programmato dalla vita a questa esperienza. Hai un figlio di 10 anni? 15 anni? Ti ha mai chiesto papà andiamo al giornalaio, comprami un giornalino? Nella sua mappa mentale non esiste il giornalaio e non esiste il giornalino, ma i giornalai ancora esistono, sono a tempo. Quando questi cresceranno e saranno autonomi nello spendere, scomparirà l'ultima generazione di giornalai e non sarà impegnarsi come giornalaio a parlare 4 lingue, avere tutte le testate giornalistiche, ad aprire prima, a chiudere dopo. No, non è nella mappa mentale del mercato. Non è nella mappa mentale del mercato, significa questo. Vi è già successo? Chi ha un figlio a cui è successo una cosa così, o un nipote a casa? Questo è un programma neurologico. Tu entri in salotto, vedi questo oggetto e cosa dici? È una? Tuo figlio entra in salotto, vede questo oggetto e dice è un grande cellulare. Non è una battuta. Lui è cresciuto in un mondo dove dal primo giorno tutta la vita è stata filtrata da guarda amore, guarda bello la foto, il video, tocca, fa, ta 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 ta. Va in salotto, vede un grande schermo e cerca un certo tipo di interazione, fa una domanda al mercato che quel prodotto non gli sta offrendo, perché quel prodotto funziona così. Lo capisci? Hai un tempo brevissimo per adattarti, perché quando questa cresce tu dirai ma io ho gli stracazzi della TV con 4 milioni di megapixel col telecomando che si può comandare con la mente. No. Non funziona? Risposta, non funziona. Chi fa televisori? Sono già quelli, ne abbiamo già persi quelli. Sono al terzo giro, sono già usciti quelli, sono già su Alfaloria quelli a ubriacarsi, va bene, ok. Sono insieme ai giornalai su. Sta cambiando tutto. Sta cambiando tutto. Questo è un programma neurologico. Tu giudicalo come ti pare. Che brutto, ma porca miseria. Sta cambiando tutto. Sta cambiando tutto. Io ho 5 figli, 4 femmine e un maschietto. Non avevo l'ansia da maschio, è arrivato. Tutti con la stessa moglie, anche quello, un record pazzesco. Non è la mia, chi? La moglie? No, tra l'altro dovrebbe essere in sala, ci sei, Sara? Eccola là, sì, e lui è Davide. Davide, tu sei il quinto, fatti vedere, bravo. Allora, abbiamo dovuto organizzare le vacanze. Abbiamo dovuto organizzare le vacanze. Dove andiamo? Al mare o in montagna? Vabbè, andiamo al mare. Non siamo mai stati alle Maldive, andiamo in Sardegna, andiamo alle Maldive. Un sacco di menate, cataloghi, robe. Qual è l'unica domanda che ti fa tuo figlio adolescente? Cazzo, io lavoro tutto l'anno. Hotel, 4 stelle, 3 stelle, una stella, la facciamo randaggia, la facciamo pettinata, andiamo... C'è wifi? La mia domanda è, tu vendi qualcosa per un adolescente? Non lo so. Qualora tu lo vendessi, ti è chiaro che mio figlio, che è tuo cliente, mi fa 2 maroni così per avere il wifi, perché quel giorno anche da sotto una palma alle Maldive potrebbe essere raggiunto da un tuo messaggio? Perché non credo che ti sia chiaro.
Perché noi siamo questa equazione, quella là col giornale. Quello è il nostro programma neurologico. Questa funziona in tutto il mondo, fotografo, poi te li giro. Quando tu vai sul web e un prodotto è gratuito, tu sei il prodotto. Sono serissimo. Questo è per i tuoi figli. Perché tutto, una slide l'ho skippata veloce che c'è poco tempo, è big data, data growth, social analysis, ci si stanno rubando tutte le esistenze. Tu sei con la mia generazione in parte, Tutto Città, vi ricordate? Tutto Città, per trovare la via. Tutto Città era lo strumento per pagine gialle per sopravvivere. Da chi è stato soppiantato Tutto Città? Da? Cazzo, no, devi ordinare i puntini, se no perdi dei pezzi. Bravo. Da TomTom. TomTom ha fatto le scarpe a Tutto Città, vendeva le informazioni da cartaceo a digitale, ma vendeva un computer in cambio di... Con cosa lo compravi il TomTom? Con soldi. Chi ha fatto il mazzo a TomTom? Google Maps. Lo paghi Google Maps? Con cosa lo paghi? Dati. Modello di business completamente diverso. Tutti a fare la gara sulla miglior tecnologia, il miglior prezzo, con le migliori informazioni. Questa è tecnologia, ma io ti regalo tutto, dammi i dati che monetizzo. Quanti dati hai in azienda che valgono un patrimonio enorme? Li stai usando? Sì, no. Te li stanno per caso fottendo? La risposta è non lo so, te li stanno fottendo. Vorrei vedere il vostro sistema di sicurezza dei dati in azienda. Anche questi, Faloria, prego, insieme ai giornalai. Quindi, quando sono stato in un luogo particolare, adesso vi mostrerò qualche cosa, a farci una domanda con scienziati, filosofi, artisti, ma quella che stiamo vivendo è un'epoca di cambiamento, un cambiamento di epoca, ero qua, Singularity University, conoscete? Singularity University è il posto più all'avanguardia al mondo, keyword in questo caso immaginazione, dove stanno applicando la tecnologia a tutti i campi dell'umanità, biotech, biologia, gentech, genetica, food tech, cibo, fintech, finanza, robotech, robotica, tutto tech, due palle così. Tech, pal tech. Little thing that could control a giant thing. Can you imagine a world in which the deaf can hear? A world where we can give the terminally ill a perspective. A future even. A world in which we all grow older. Our food is healthier, feeding not just a few, but everyone. Without exhausting our planet's resources. A world in which we have answers to problems now deemed unsolvable, where we can control the flow of water, harness the devastating force of hurricanes to come, and where we can sleep safely behind our dikes and dams. A world in which roads are less hazardous, where education is greatly enhanced and made accessible to all human beings. We can make the world so much better, healthier, safer, more friendly even. We are at the verge of a new beginning, a time of virtually limitless possibility. Developments in technology will snowball in all directions and all dimensions. One milestone after another is reached at dazzling speeds. What seems unthinkable today may well be real tomorrow. The question is not whether this vision will ever become reality. The answer is simple. It will. That's for certain. The real question is, can you imagine it? Can you see yourself catching this exponentially growing wave of new technology and riding it straight into the future?
If you can, then the rest will follow. Try it. You'll be amazed. Questo è un video usato 2 anni fa, credo, da Singularity University, quando nel 2017 sono venuti a Milano a fare il loro primo evento fuori dagli Stati Uniti. Hanno chiamato 12 speaker, ho avuto l'onore di essere fra questi a Milano alla fiera, c'erano 1 migliaio di persone. Io prima ho detto Paltech perché io non sono un uomo di tecnologia, mi converto all'innovazione, adesso vi inizierò a raccontare qualcosa anche di innovazione. Però vi dico, questo è un luogo magico. Abbiamo fatto 10 giorni nel research camp della NASA in Silicon Valley, dove è based la Singularity University, e tu proprio fai PAM! Allora io non ti sto dicendo che tu devi costruire la navicella spaziale. Io ti sto dicendo però che se tu fai bulloni, tu devi sapere che stanno costruendo navicelle spaziali dove ci sono dei bulloni. Lo capisci? E se tu per caso sono 3 generazioni che fai bulloni, non puoi non godere del vantaggio competitivo. Cazzo, mi ero dimenticato, c'era mio figlio prima, tutte le parolacce che ho detto. Per accreditare il fatto che tu sei il popolo di Leonardo da Vinci e che sono 4 generazioni che tu fai bulloni e che non c'è americano di turno che si possa essere inventato ieri un bullone e nemmeno un cinese che ha il tuo valore oggi. Ma se tu ti distrai, palloncino, carriola, perché sei ancora convinto, in Veneto si parla del faqueismo, giusto? Faqueo, no? Sono io l'imprenditore, lo so, si parla di grandi imprenditori che poi alla fine dicono loro come si debba fare ancora. Non ce la facciamo, a sto giro, ragazzi, non ce la facciamo, la velocità è troppa e i tempi di reazione sono neurologicamente lenti perché siamo programmati da altre modalità. Lo vedi che tuo figlio col cellulare in mano va come un treno? Lo capisci? È una funzione, cioè non è che tu sei stupido, è la vita, è la vita. Ma tu hai un vantaggio competitivo, che è da tempo che sei sul mercato, hai un'esperienza, solo che questo vantaggio si sta riducendo velocemente. Sintesi che ci dicemmo in Silicon Valley, in questo incontro magico di 10 giorni, è un cambio di epoca, non è un'epoca di cambiamenti, è un cambio di epoca, che equivale, dicono antropologi, antroposofi, a ciò che fu l'adozione del fuoco nella vita comunitaria e l'introduzione della ruota per spostarsi. È un momento per essere vivi pazzesco. Quindi la domanda è, provaci. E vi ricordate, la keyword era immaginazione. Come provarci? Primo piccolo suggerimento, inizio a cercare di diventare un po' più simpatico. Oh, è già andato via? No, cioè, ok, resisti. Keyword del futuro, innovability. L'avete già sentita? No. Esistono 2 innovability manager in Italia, uno sono io, uno è Ernesto Ciorra della Enel. Ci saranno una dozzina di innovability manager in tutto il mondo. Cos'è l'innovazione? Vocabolario, alterare l'ordine prestabilito delle cose per fare cose nuove. Dobbiamo alterare tutto quanto c'è di prestabilito, su, giù, per buttarlo via, per distruggere, per fare la rivoluzione. No, farlo nuovo. Perché noi siamo incatenati. Suggerimento di come innovare in azienda. 1. Parti dalle legacy. Tutti i grandi che stanno distruggendo mercati consolidati, Airbnb, Hilton, Uber, Taxi, bla bla bla. Oh ragazzi, Facebook è il più grande editore, non produce lui un contenuto. Uber è la più grande azienda di trasporti al mondo, non possiede una macchina. Airbnb è la più grande catena di hotel al mondo, non possiede una stanza. Alibaba è il più grande retail al mondo. Due, assetti organizzativi. Non andate a lavorare sugli assetti se non avete lavorato sulle legacy, vi troverete nelle sabbie mobili, capisci? Cambi l'assetto dell'azienda e c'è ancora la normativa che, allora come sistema, andate a pretendere di intervenire sulle legacy. L'errore madornale che ha fatto il governo quando è arrivato Uber con i tassisti è stato di bloccare Uber, che invece è arrivato, ha dato un bel calcio nelle palle a una categoria di gente che
non evolveva da secoli, ma che vantava il diritto, che siccome aveva pagato la licenza, aveva un diritto che è giusto socialmente. Io non ti sto dicendo quindi ti distruggo, sai cosa dico? Ti do un tempo, ti do 20 milioni di euro alla categoria e dico, mo ti sviluppi un'app, perché io tra 2 anni apro a tutti. Hai mai preso un Uber? Hai mai preso un taxi a Napoli, a Roma, a Milano? Oh, dottor, che famo? Dove andiamo? Sali a Napoli, sai già che ti fottono. Perché sicuri, già un 10%, è il cliché, no? Torniamo all'alto e basso. A quel punto, master plan dei progetti, a quel punto, colpa oggettiva, ti sta affossando, continuando a dire non è possibile, non si fa, ti spiego io come si fa, so io. Il problema è che non è il tuo direttore generale, capisci? È quel quadro là, nella struttura che non sai nemmeno chi sia, perché ha 3 o 4 livelli da te. E che magari viene protetto da tutta la sua linea che anch'essa non c'ha nessuna voglia di cambiare. E chi se ne frega se sei tu l'imprenditore, lo capisci? Perché 30 anni che lavora per te, ti è fedele, non è cattivo. È un essere umano che non ha voglia, perché l'uomo per sua natura è un conservatore. Esattamente. Skills disruption. L'Italia è il paese che sarà in assoluto più impattato dalla disruption nelle skills lavorative in tutto il mondo. Quindi, non so se dobbiamo andare tutti in faloria, ma statisticamente la cosa un po' ci riguarda. È il futuro del lavoro da 2015-2020, il cambio delle skills più importanti, fonte World Economic Forum, sono quasi tutta di intelligenza emotiva. Il resto sta andando tutto alle macchine, grazie al cielo per scienziati così. Ma la domanda è, quindi fanno tutto loro? No. Mai come stavolta l'essere umano diventerà centrale. Il problema è che se non ce lo diciamo, mai come stavolta l'essere umano si sentirà periferico. Innovation and sustainability. L'innovazione deve essere sostenibile. La sostenibilità non è la roba dei verdi che non vogliono abbattere i 3 alberi del bosco, deve essere figa, figa è bella, cool, sexy, innovativa. Ma che cos'è la sostenibilità? Perché temo che voi non abbiate chiarissimo come non l'avevo io. La fisica quantistica ha provato che esiste un campo energetico universale, che da questo campo energetico immenso noi riceviamo e mandiamo energia. L'origine di tutto fu il Big Bang, l'esplosione che creò tutto ciò che esiste. Prima del Big Bang tutto era uno, come sostengono tutte le grandi tradizioni religiose del mondo. E dopo il grande Big Bang l'uno si è diviso e ha creato la vita in tutte le sue forme. Grazie alla fisica quantistica e al comportamento delle particelle, ora sappiamo che i più piccoli elementi atomici, i quanti, si comportano come se fossero ancora parte di questo grande uno. Inoltre, ha provato che tutto ciò che era unito non perde mai la sua connessione con il resto, quindi ne deriva che qualsiasi cambiamento, anche il più piccolo, influenza il tutto. La sostenibilità è un atto di responsabilità perché lo dice la scienza. E perché te ne voglio parlare? Questo è il numero di cellule di cui è composto mediamente il tuo corpo. Chi scommette 500 euro nel dirmi esattamente che numero è? Mio figlio direbbe milioni di milioni di miliardi di milioni di miliardi di milioni di miliardi. Difficile, no? Sono tante. Sono tante. Se io mi taglio un po' il pastrello per sbaglio adesso con sto coso che alla fine lo getto perché non gira una slide, cosa accade nel mio corpo? Che l'insieme, Confindustria, paese, azienda, scegli tu, registra che in periferia c'è stato un danno. Cosa accade al mio tagliato? Non ho detto mi sono tagliato un braccio, mi sono tagliato un polpastrello. Cosa accade al polpastrello? Alla ferita? Che la ferita dopo un po' si rimargina. Se non si rimarginasse, cosa accadrebbe? Che la ferita subirebbe una infezione. E se non mi curassi dell'infezione, la ferita andrebbe in... E se io non mi occupassi della cancrena, l'insieme si occupa della parte, naturalmente, in un sistema complessissimo, economicamente perfetto. La parte non se ne sbatte perché dice ci penseranno gli altri 37,2 milioni di miliardi di cellule.
dammi il reddito di cittadinanza. No, ma va spiegato però alla gente, capite? Perché sennò diventa politica per prendersi un voto. È scienza. Quando tu vai a prendere il reddito di cittadinanza, tu ti stai uccidendo e stai portando giù tutti, ma io te lo devo spiegare con la scienza, non con la politica. Noi siamo quasi 8 miliardi su sto pianeta, ma può essere che non riusciamo a metterci d'accordo? Lui dice, ma ci mettiamo d'accordo? Siamo già una macchina che si sa mettere d'accordo, solo che essendo la specie apice del pianeta, abbiamo anche un'intelligenza che quando è male orientata, cioè egoista, se ne sbatte e dice alla parte in periferia, fottiti. E la parte in periferia dice, dammi, che non c'ho voglia. Il sistema crolla. La conoscete l'equazione di Dirac, detta anche l'equazione dell'amore? Beh, con te non vale. Però è bello messo così nella pratica, vero? Perché sennò resta nei saloni. Grazie, non cercavo qua, però grazie. Leggete l'equazione di Dirac, questo si chiama entanglement, non credete a niente di quello che vi dico. Cavoli, andate sul web stasera e guardate. Pigliano un atomo, una particella di materia, la separano in due parti identiche, le distanziano a milioni di anni luce, vanno ad intervenire su una particella alterandone parte della materia, poi vanno ad osservare l'altra metà che era distante, va bene più o meno raccontata così, milioni di anni luce, e vedono che pur non avendo subito direttamente l'interazione, anch'essa muta, grazie alla memoria di quando era in contatto con. Lo capite che siamo tutti in contatto con? È l'unica maniera di avere successo e lavorare per il tuo successo, perché siamo in contatto. E che il sistema amor tua vita mia non regge, perché è scientificamente provato che non è di questo pianeta? Non credere alla storia della competizione, credi alla storia della competition. Collaborare e poi vinca il migliore. Quando ci si mette in gara sui 100 metri Olimpiadi, non vince chi fa lo sgambetto agli altri, vince chi è più veloce. Ma è una comunità quella. Perché hanno tutti interesse che venga la gente allo stadio, perché sennò non vali nulla col tuo risultato, capisci, di medaglia. Nel 2050, veramente? Peccato, poi ve lo racconto al Fallorio l'altra metà, mi stanno dicendo che ho finito, mi sono sopravvalutato. Mi stanno facendo dei segnali pazzeschi, non capivo se era così o... Nel 2050 ci sarà più plastica di pesci nell'oceano. E la cosa non ti deve lasciare inorridire perché ti spiace. Perché siccome siamo tutti interconnessi, la cosa che ti deve lasciare inorridire è questa, che noi abbiamo diviso l'atomo, velocità, ma non abbiamo diviso il pane. La cosa che ci deve fare inorridire è che c'è una Carta delle Nazioni Unite che attesta diritti e libertà che non siamo stati capaci di far rispettare. Dovrebbe farci inorridire questo, dovrebbe farci inorridire questo, dovrebbe farci inorridire che il sistema non ha funzionato, non funziona e non funzionerà. Dovrebbe farci inorridire il fatto che abbiamo 215 miliardi di debito pubblico, che pari al 325% del global GDP, di cui ne abbiamo accumulato un terzo negli ultimi anni, solo 10. Dovrebbe farci inorridire che la bilancia non reggerà più, dovrebbe farci inorridire il fatto che a Davos nel 2016 per la prima volta si è attestato il fatto che l'1% della popolazione mondiale possedesse una ricchezza pari al restante 99%, che 62 persone avevano una ricchezza pari alla metà più povera, che questo dato prima di essere 62 è stato 80 e poco prima è stato 388 e che negli ultimi 3 anni è sceso a 8. E se è vero che è tutto interconnesso, che what goes around comes around, non dovresti aspirare ad essere l'uomo più ricco del mondo. Oppure sì, con la consapevolezza di essere interconnesso con, perché adesso la velocità esponenziale, a fronte di una velocità esponenziale enorme grazie alla globalizzazione, si sta assistendo a una velocità esponenziale contraria nella concentrazione della ricchezza, che non sta producendo prosperità, sta depauperando il pianeta. C'è bisogno di menti illuminate che usino la velocità per produrre prosperità. La prosperità contiene la ricchezza non contiene la prosperità.
Quindi, arrivando a una metà di senso, perché sono a metà del percorso, però devo arrivarci con senso. E l'hai colta, era sottile questa. L'altro incontro che ha cambiato la mia vita, la cui keyword è orientamento, è la nipote del Mahatma Gandhi, Tara Gandhi, che quando incontrai mi disse: Oscar, mio nonno Max e nonno Nino, suo nonno Mahatma Gandhi. Dice, mio nonno era interista, ok, mio nonno ha cacciato gli inglesi dalla nostra terra. Mi diceva sempre, Tara, la velocità non fa la differenza se si va nella direzione sbagliata. Gente come voi è fondamentale, non perché impari ad andare veloce, ma perché insegni l'utilità, si educhi all'espressione di un orientamento della velocità. Perché in un mondo lento come era ieri, più o meno veloce non se ne accorgeva nessuno. Oggi vince il più orientato, non il più veloce. Il più orientato, perché abbiamo diviso l'atomo, non abbiamo ancora diviso il pane. E siccome siamo tutti interconnessi, l'imprenditore, nella dimensione pubblica, mai come stavolta, ha occupato un ruolo di rilevante incidenza sulla collettività. Il mercato ti sarà grato. Concludo con questo. Mi metto il cappello del marketing, faccio una fuga in avanti, anche se non uso le slide, scusatemi. Tutte le aziende hanno sognato di passare dall'essere un brand a quello che viene chiamato un consider brand, a quello che veniva chiamato un preferred brand, a quello che veniva chiamato un must-have brand, a quello che poi per pochissimi è stato definito un love brand. Avete sentito parlare del love mark, love brand, Nike, Coca, Pepsi, Harley Davidson, Adidas. Tutto un mercato del marketing fondato su creare bisogni psicologici per indurre le persone a comprare prodotti di cui non hanno bisogno. Il paradosso di Apple. Qual è lo slogan di Apple? Think different. Poi esce l'Apple, 3 notti al freddo all'addiaccio sulla Fifth Avenue a New York per avere un cellulare, no? In fila. Ma dov'è Think Different? Il futuro sarà diventare un grateful brand, un marchio a cui il mercato sia grato. Andate sul vocabolario, non mi credete. Gratitudine. Significato, memoria di un beneficio ricevuto e prontezza a dimostrarlo. In marketing si chiamano brand awareness e word of mouth. In un'epoca nel quale trasparenza e reputation sono diventate centralissime, la brand awareness è fondamentale. Non è la notorietà del tuo brand, è la notorietà di quanto tu sei reale, vero, trasparente. È la word of mouth, non è il passaparola compra questo e basta, dove con un click su TripAdvisor ti chiudono un hotel. Lo capisci l'importanza del word of mouth? Una grandissima poetessa americana era solita dire: la gente si dimenticherà di quello che avrai detto, la gente si dimenticherà di quello che avrai fatto, la gente non si dimenticherà mai di come l'hai fatta sentire. Il futuro della velocità, esprimendo un orientamento, è far sentire il tuo mercato grato per ciò che tu avrai fatto per il tuo cliente. Cos'è la gratitudine? Non lo so. Io mi auguro che mio figlio mi ami. Non è detto che mi sia grato. Mio padre mi menava. Io mi sono sentito amato, ma non gli sono grato, non so come dire. Gestisco 230 persone. Sono certamente una persona rispettata e rispettabile, non per questo probabilmente i miei collaboratori mi sono sicuramente grati. Nella tua vita, come nella mia, sono molte più le persone che ami e che rispetti di quelle a cui sei grato. Sai perché? Perché sono molte più quelle che ti amano e ti rispettano di quelle che ti sono grate. Come un'azienda possa generare gratitudine è la grande sfida nell'uso della velocità del domani. Io mi auguro per il mio paese, visto che siamo interconnessi, che gente come voi si voglia assumere sta cacchio di responsabilità di fare la differenza.
Non è il tempo di delegare la responsabilità. Le legacy, istituzioni, politica, non possono, perché non sanno, perché non hanno il programma neurologico, rispondere alla domanda. È l'epoca in cui tocca al singolo, punto. È così. Ti sei acchiappato questo momento storico. Dopo il fuoco, dopo la ruota, ti sei acchiappato quest'epoca. È una botta di culo pazzesca per un essere umano. Essere nella condizione di esprimersi al massimo delle sue capacità nell'interesse di tutti. Secondo me è la vocazione di un qualsiasi imprenditore. Ove così non fosse, ti prego, posso dire un'ultima cosa un po'? Non rompere le palle. Perché sulla soglia si dà fastidio, o dentro o fuori. O fai la differenza o sostieni qualcuno che abbia voglia di farla. Siete troppo importanti per non assumervi questa responsabilità. Ve lo chiedo col cuore. Grazie. Grazie Oscar Di Montigny. Certo che fisica quantistica 19 ore, 19 Cortina. Ma poi c'è il Faloria, dai. Sì, ma infatti qualcuno mi sa che è già interconnesso. Poi i giornalai sono già là. Dici? Allora, siamo un po' in ritardo. La responsabilità poi alla fine quando arrivano le 19 è sempre di chi chiude, Presidente. Funziona così. La responsabilità adesso è tutta tua. Alessio Rossi, Presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Grazie. Complimenti Mike, perché veramente, come diceva Oscar, hai supportato tutta la giornata, quindi vieni. Un altro applauso. Complimenti. Eccoci. Beh, devo dire una cosa, che forse abbiamo sbagliato la scaletta, perché adesso fare un'intervista dopo Oscar De Montigny è un po' complesso, soprattutto tenervi attenti e tenervi qui in sala, quindi ti sopravvalutano, hanno ragione, non lo so. No, probabilmente la prima. Ah, dici? Però adesso facciamo cambiare idea. È dura in effetti fare sempre quello che chiude, un po' riassume, che cerca di capire che cosa viene fuori da una giornata come questa. Partiamo da qua. Allora, sicuramente oggi abbiamo avuto una serie di flash, una serie di input che permetteranno tutti quelli che sono in sala e che sono stati qui oggi, hanno partecipato a questo evento, di tornare a casa arricchiti, di tornare in azienda arricchiti sicuramente. E quindi questo è già il primo successo e forse anche l'unico obiettivo che un evento come questo, un convegno, deve avere, ovvero far tornare a casa i partecipanti con un attrezzo in più da mettere nella nostra cassetta degli attrezzi, ma sicuramente con una lampadina accesa in più. Ecco, l'intervento che mi ha preceduto è un intervento che è stato favoloso, perché era di visione, un intervento anche trasversale su diversi temi che ha toccato sia dei temi sociali della nostra società, ma anche l'essenza del fare impresa e l'importanza, mai come in questi giorni, degli imprenditori, delle aziende. Siamo probabilmente dei punti di riferimento, ma dobbiamo fare ancora qualcosa in più. Dobbiamo mostrare e scaricare a terra la nostra valenza sociale. Gli imprenditori e le imprese hanno un dovere morale di essere appunto avere una valenza sociale, di riportare e di restituire indietro quanto di buono hanno avuto, perché una parte è sempre legata alla fortuna, alla sorte, ok? E noi in questo momento dobbiamo restituire qualcosa, ma sicuramente dobbiamo anche tracciare una linea, dobbiamo non solo andare velocemente, ma abbiamo l'obbligo di andare nella giusta direzione, perché altrimenti quella velocità sarebbe inutile, ok? E quindi dobbiamo... Certo, però che viene da dire che voi andate
una certa velocità, mentre l'economia in generale o la politica no. Beh, allora, la politica purtroppo va a... Non questa. No, la politica in generale non segue la velocità delle aziende, e questo è evidente, e non solo nel nostro paese, nel mondo, quindi parliamo di politica in generale. Ma forse in America no, forse proprio perché si cambia, non è più un politico, Sì, ma un bisogna vedere se va imprenditore. nella giusta direzione, ecco questo. La domanda che ci dobbiamo fare sempre a questo punto, dopo oggi, è: andiamo veloci sì, ma andiamo nella giusta direzione? Dove stiamo Cioè andando? stiamo utilizzando le nostre forze, i nostri sacrifici per ottenere qualcosa? Questo ce lo dobbiamo domandare sempre in azienda, ma soprattutto nella nostra società. Le nostre aziende devono avere sempre di più una valenza sociale, ok? Con questo non significa che non debbano produrre utili, profitti, no, anzi, a maggior ragione, più un'azienda è profittevole, più può essere utile a tutta la società. La velocità della politica è una velocità differente e si dovrebbero fare però le stesse domande. Stanno andando nella giusta direzione? Però la differenza tra politici e statisti, quando poi i politici rappresentano le istituzioni, è quella: uno statista va nella giusta direzione e ha una visione, un politico pensa solamente al futuro prossimo, alle elezioni che si terranno il giorno successivo, non hanno una visione di sistema e non hanno una visione di lungo periodo. Questo significa assolutamente andare magari anche velocemente, ammesso che riescano ad andare velocemente, a prendere decisioni velocemente, ma sicuramente nella direzione sbagliata. Nessun riferimento di questo ultimo periodo è per un nostro governo, assolutamente. Però in generale la politica rischia di andare veloce senza guardare appunto al medio periodo, non voglio dire a lungo, e quindi sicuramente va nella direzione sbagliata. Qual è la vera zavorra di questo paese? Che ore sono? Beh no, perché questo paese di zavorre ne ha tante purtroppo, e nonostante tutte le zavorre o handicap che ha questo paese, siamo ad oggi ancora la seconda manifattura d'Europa. Questo è giusto sempre ricordarlo, e se non avessimo un costo dell'energia superiore, un costo della burocrazia imparagonabile rispetto ai nostri colleghi europei, una tassazione sul lavoro, noi saremmo sicuramente il primo paese manifatturiero d'Europa. Questo ci deve fare onore, ma nello stesso momento ci fa rabbia, perché veramente noi potremmo essere un paese eccezionale. Lo siamo per lo spirito di combattimento che hanno tanti imprenditori e anche tanti nostri collaboratori, perché le aziende vanno avanti nonostante tutto, e nonostante tutto quello che i nostri governanti possano mettere in piedi per metterci i bastoni fra le ruote, e lo fanno continuamente purtroppo. Quindi la sentite sempre più distante la politica, un po' come ha detto... La tocco sempre piano io. La politica insomma, in questo momento non è... così. Sì, no, apposta. La politica in questo momento, a parte le dichiarazioni delle ultime 2 settimane, negli ultimi mesi è molto distante al paese, è molto distante al mondo produttivo, e la cosa peggiore è che stanno cercando di mettere categorie l'una contro l'altra, imprenditori contro sindacalisti, dipendenti contro imprenditori, ricchi contro poveri, nord contro sud. Ecco, noi dobbiamo smetterla con le contrapposizioni, dobbiamo smetterla con le rottamazioni, con la voglia di rottamare qualcuno o qualcosa. Noi dobbiamo iniziare con le sinergie generazionali, con le convivenze generazionali, con il rapporto tra collaboratori e impresa, come facciamo tutti i giorni noi in azienda, e anche la politica dovrebbe guardare in quella direzione. Quindi è distante non solo perché non ha messo in campo negli ultimi mesi degli strumenti che rendessero non più semplice, ma rendessero possibile uscire da una crisi. È distante perché guarda in un'altra direzione e sta correndo, ammesso che stia andando veloce, nella direzione sbagliata di cui dicevamo prima. Prima delle conclusioni, l'ultima domanda. Costa di più per un imprenditore una decisione sbagliata o una non decisione? Assolutamente costa di più una non decisione. Questo è il paese delle non decisioni. O è ultimamente il paese dell'analisi costi-benefici delle decisioni già prese. Questa me l'ha messa proprio sul piatto d'argento.
Questo non ce lo possiamo permettere. Non possiamo permetterci un paese che non decide, che non prende posizioni o che se prende dei provvedimenti che hanno anche un fine nobile, ok? Sul reddito di cittadinanza il fine è nobile, quello di sconfiggere la povertà, ed è condiviso da tutti quanti noi, ma lo strumento è inutile, è dannoso culturalmente, è dannoso economicamente e non risolve il problema della povertà. Prende delle decisioni a volte e le sterilizza, torna indietro. Sulla TAV un investimento importante deciso da precedenti governi, ora viene rimesso in discussione per l'ennesima volta con un'analisi dei costi-benefici, tutta da valutare, Diverso con da un dossier l'analisi dell'analisi dei costi-benefici. Cioè, ragazzi, qui delle due l'una, o scherzano oppure ci prendono in giro, perché ecco, questo penso che sia l'obiettivo di qualcuno probabilmente al governo, ed è molto grave. E questo non vale solo per la TAV, vale per tutte le grandi opere che sono state bloccate. Noi abbiamo calcolato insieme all'ANCE che le opere pubbliche finanziate, quindi con i soldi già nei bilanci, solo quelle superiori ai 100 milioni cubano 26 miliardi di euro, soldi già pronti da spendere che non vengono utilizzati. Abbiamo verificato che per la realizzazione di un'opera pubblica ci vuole più per l'iter autorizzativo e per iniziare ore di quanto non sia necessario per realizzare l'opera. Cioè, questo qui è veramente un assurdo, però questo è il paese delle scelte non prese, e se prese rimesse in discussione, che ci fanno perdere credibilità agli occhi esterni, che prende delle decisioni quando le prende in maniera autonoma. Pensiamo alla Via della Seta, un'opportunità, sì, ma un'opportunità se viene condivisa con l'Europa. Noi non possiamo fare delle scelte unilaterali come paese che poi coinvolgano tutta l'Unione Europea e tutto il più grande mercato mondiale che è l'Europa. Quindi servirebbe un po' di analisi appunto sulla direzione, cioè dove stiamo andando. Noi da una parte cerchiamo di unirci alla Cina e dall'altra non ci vogliamo collegare a altri paesi europei, e non significa far fare i lavori ai costruttori, significa che con l'alta velocità uniamo le persone, uniamo le merci, uniamo i paesi, uniamo le periferie al centro. È una politica di unità sociale, e se non si capisce questo e si guardano solamente all'analisi dei costi-benefici senza valutare gli effettivi benefici che questo può avere e gli effettivi costi che potrebbe avere rinunciare ad un'opera per il quale il nostro paese si è già impegnato, quindi il danno reputazionale. Come se mi stessi dicendo che non ti senti più rappresentato politicamente? Beh, è difficile sentirsi rappresentato da persone che rappresentano in questo momento le istituzioni, che non hanno alcun rispetto per le aziende, alcun rispetto per gli imprenditori, che fino a pochi mesi fa venivano chiamati prenditori. Cioè, noi non ci possiamo dimenticare tutto questo, non ce lo vogliamo e non ce lo dobbiamo dimenticare. Qui noi abbiamo di fronte delle persone che rappresentano oggi le istituzioni che non si comportano come istituzioni, si comportano ancora come se fossero in campagna elettorale. La campagna elettorale è finita da un pezzo. Chi ha vinto le elezioni e oggi rappresenta le istituzioni deve rappresentare tutti, quelli che li hanno votati, quelli che non li hanno votati, ma soprattutto deve rappresentare le categorie produttive di questo paese. Cioè, noi facciamo tutti i giorni uno sforzo importante, lo facciamo per le nostre aziende, lo facciamo per noi, ma lo facciamo in primis anche per il nostro paese. Ci piace, sappiamo fare quello, probabilmente sappiamo fare forse solo quello, ma possiamo anche fare altro, ok? Non vorremmo arrivare a fare anche altro, e questa non è una minaccia, però è un segnale. Cosa significa? Beh, qui forse bisogna cominciare a fare un'opera di comunicazione della verità di massa, perché a volte veniamo distratti, e riprendo da alcuni temi. Oggi è uscita un'intervista che purtroppo alcuni giornalisti hanno il piacere di fare taglia, copia e incolla e far uscire un messaggio. Io devo però difendere anche la mia categoria. No, difendete la vostra categoria, è difficilmente difendibile a volte, però diciamo che è giusta la difesa d'ufficio. Beh, insomma. No, sulle autonomie, qui siamo in Veneto. No, non è che ha capito male, ha riportato fedelmente una parte di quello che hanno detto. Però comunque è vero anche che vengono usate a volte come armi di distrazione di massa. Quando parliamo dei migranti, quando parliamo anche delle autonomie,
questi non sono i problemi del nostro paese. I problemi principali del nostro paese si chiamano lavoro, sviluppo e disoccupazione giovanile. Questi, uniti alla povertà, che chiaramente segue di conseguenza i primi tre. Noi prima dobbiamo risolvere questi dei problemi. Poi è evidente che c'è un tema che, come dicevamo anche prima con Matteo Zoppas, è un tema evidente, cioè le autonomie differenziate possono permettere veramente di fare la vera spending review, l'ottimizzazione delle risorse. Oggi lo Stato ha dimostrato di non essere in grado, lo Stato centrale, di fare alcuna spending review. Non so quanti commissari sono stati nominati, avete visto dei tagli? Non c'è stato un taglio. Hanno presentato tutte delle progettualità, ma poi di fatto non è stato fatto nulla. Le regioni che legittimamente possono chiedere, secondo la Costituzione, un'autonomia differenziata, e in questa regione l'hanno fatto anche con un referendum, hanno tutto il diritto di chiederla e di ottenerla, ma va, come chiaramente sempre, condivisa anche con le parti sociali, perché le imprese sono una parte fondamentale delle regioni e quindi è giusto che debbano condividere un percorso che poi porterà sicuramente a una razionalizzazione anche della spesa pubblica. Questo ci può aiutare. Quindi all'interno però di uno Stato forte, e oggi non abbiamo uno Stato forte, che viva all'interno di un'Unione Europea ancora più coesa e ancora più forte. Questa è la premessa mancava, quindi la connotazione è che il nostro Paese deve essere forte, unito e all'interno dell'Europa. Questa non è una scelta che può essere negoziabile, non la possiamo negoziare. Dopo che abbiamo fatto questa premessa, è giusto parlare anche delle autonomie differenziate che alcune regioni chiedono, perché non lo chiedono per far andare il nostro Paese a più velocità, che tanto già va così, ok? Già abbiamo un Paese che va a velocità diverse. Lo chiedono per razionalizzare e ottimizzare la spesa, e questo non è un vantaggio solo per Veneto, Lombardia o Emilia Romagna, sarebbe un vantaggio per tutto il Paese. Ecco, tutto questo, la premessa e la conclusione mancano nell'intervista, quindi far passare solo un messaggio come arma di distrazione di massa, che ho detto e confermo, è una parte, chiaro, insomma, è fare il vostro lavoro, ma ma non è un cattivo, è un giornalista che voleva fare un po' il titolo, e in questo caso forse io mi sono prestato non raccomandandomi di precisare il tutto, però questo è il tema, e cercando di chiudere per rispettare i tempi, perché vedo che anche Eugenio giustamente volevo fare un ringraziamento che io di solito non faccio bene, però oggi mi piace perché Eugenio Calearo insieme a dove sono tutti gli altri presidenti, non vedo che sono a Matteo Di Giusto, a Stefania Segata, a Kevin Bravi e tutti i ragazzi dell'Interregionale Nord-Est hanno organizzato un grande convegno riportandolo a Cortina, facendo partecipare oltre 200 giovani imprenditori da tutta Italia che hanno dedicato il loro tempo per un arricchimento culturale e per far crescere gli imprenditori, ma soprattutto poi anche le nostre aziende. Quindi un grazie particolare va a loro che hanno permesso questo evento, un grazie particolare va a tutti i giovani imprenditori, senza dimenticare però tutti gli sponsor che ci supportano, perché ecco, questo non è un dettaglio, ma è grazie a loro che noi autofinanziamo le nostre attività, okay? È grazie a loro che ci possiamo riunire qui, possiamo confrontarci e possiamo tornare a casa arricchiti. Ecco, quindi un grazie va a tutte le persone della segreteria e dello staff che ci stanno supportando e che ci supporteranno ancora fino a stasera. E vorrei chiudere con una cosa che è un po' una pubblicità sulla velocità, però il tema, quando ho letto per la prima volta il titolo che Eugenio aveva scelto, i ragazzi del Nord-Est avevano scelto Need for Speed, mi ricordava un videogioco che molti di noi hanno utilizzato. Però adesso mi è venuto anche in mente un'altra cosa con l'intervento di Oscar de Montigny. La velocità oggi non è una scelta, cioè noi non abbiamo la possibilità di decidere se andare con calma, andare più veloci. No, noi dobbiamo andare assolutamente veloci, che non significa andare di fretta, significa avere il tempo di scegliere e valutare la direzione verso la quale andare e poi mettercela tutta, che è quello che facciamo tutti i giorni in azienda. Quindi la necessità della velocità è quello che dobbiamo perseguire. La velocità però decidendo prima la giusta direzione, e la giusta direzione la possiamo decidere solamente insieme, perché, e non è per far riferimento un'altra volta alla slide, ma le cellule siamo tutti interconnessi
e se la decisione viene condivisa, la direzione viene scelta insieme, allora la velocità sarà effettivamente spesa bene e tutti gli sforzi saranno tesi a raggiungere i nostri obiettivi. Quando lo capiranno anche i nostri politici, i nostri governanti, allora questo Paese potrà andare veloce nella giusta direzione. Grazie e buon lavoro. Allora, grazie Presidente Giovani Imprenditori Confindustria. Ora potete alzarvi.